Buongiorno, buon lunedì telespettatori di Antenna 3, siamo di nuovo in diretta straordinaria per darvi conto di un nuovo inizio settimana contrassegnato da molti fronti. C'è l'emergenza coronavirus, emergenza che ha tante sfaccettature, ormai lo sappiamo, ma c'è anche l'emergenza che abbiamo vissuto nel weekend riguardante il maltempo che ha spazzato buona parte del Veneto, vento, grandine, temporali veri e propri nubifragi che hanno investito soprattutto la fascia pedemontana. In realtà il maltempo era già iniziato verso giovedì sera con l'acqua alta a Venezia, poi le prime mareggiate sul litorale veneziano che hanno provocato anche dei danni alle spiagge, 20.000 metri cubi di spiagge praticamente mangiati. Poi sabato la grandine sul distretto termale, sui colli euganei, sul Padovano in particolare. Poi il maltempo si è portato verso la provincia di Verona, poi Treviso. Le immagini che vedete sono relative proprio alla fascia pedemontana trevigiana. Ieri di fatto la provincia di Treviso è stata la più colpita, con decine di interventi soprattutto dei vigili del fuoco. Pioggia e grandine hanno battuto incessantemente, soprattutto tra le 13:30 e le 15:30 tra Nervesa e Montebelluna. Non sono state risparmiate nemmeno le zone di Pederobba e di Trevignano. Sorvegliati speciali per tutto il giorno sono stati due torrenti noti nella Marca, il Muson sul fronte occidentale, nella Castellana Asolana, sul confine appunto con la zona bassanese, e la Brentella, torrente che invece si trova nel Montello. Ecco, vedete proprio in queste immagini è il Lienza, il molinetto della Croda a Refrontolo. Immagini queste che hanno fatto rabbrividire tanti internauti, e non solo, perché è il molinetto dove qualche anno fa, nel 2014, era il 2 agosto, ci fu la tragedia della festa dei Omi con 4 vittime. Un capitolo dolorosissimo e ancora aperto dal punto di vista giudiziario. Colpito anche l'Asolano, poi in sinistra Piave i fenomeni più estremi a Codogné e Gaiarine tra Godega e Francenigo. Poi sono stati colpiti anche campi e vigneti. Grandine quindi che ha imperversato e ha provocato danni ingenti, ingentissimi anche ai vigneti. A Soligo si sono registrati danni anche alle scuole e all'asilo, però non solo sulla fascia pedemontana, perché i disagi ci sono stati nella serata di ieri anche lungo l'asse del Terraglio, come vi abbiamo documentato ieri sera in diretta. I canali non erano in grado più di supportare tutta l'acqua, e quindi questo nella zona tra Preganziol e Mogliano. Ci sono state anche delle piccole esondazioni e interruzioni di corrente elettrica. Questo quindi nel Trevigiano. La situazione è apparsa invece ieri più tranquilla nella zona di Belluno e di Venezia, dove comunque ci sono stati anche lì dei disagi. Poi vi parleremo anche di Verona e della costa veneta, del litorale, ma vedo collegato con noi per fare il punto della situazione, e lo ringrazio perché so che sta lavorando parecchio questa mattina proprio su questo fronte, il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Ecco, che giornata è stata quella di ieri per Montebelluna e la zona attorno a Montebelluna? È stata una giornata pesante e credo di avere l'obbligo come sindaco di ringraziare la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e quanti hanno dato una mano ad affrontare l'emergenza. Non senza esprimere però anche la solidarietà ai cittadini che sono stati coinvolti da questi eventi atmosferici eccezionali.
Noi a Montebelluna avevamo già avuto 2 bombe d'acqua nei 3 giorni precedenti. E in una era esondato anche un canale del consorzio Piave che attraversa la città e aveva interessato alcune abitazioni, una in modo particolare con danni rilevanti. È un canale che non aveva mai tracimato negli ultimi 16 anni e che di solito serve proprio per garantire anche la sicurezza idraulica della città. La realtà è che venerdì scorso si è abbattuto su Montebelluna un muro d'acqua, una bomba d'acqua come viene chiamata in modo atecnico. 75 mm, mi diceva il presidente del consorzio di bonifica Amedeo Gerolimetto, in 40 minuti. È evidente che a fronte di fenomeni eccezionali come questi, il reticolo idraulico secondario non riesce a reggere l'urto. Poi abbiamo avuto anche sabato degli episodi, domenica questo tipo di fenomeno ha interessato tutto il Montello, con danni che sono stati registrati a Crocetta, a Volpago, a Giavera e a Nervesa, case allagate, strade che si sono trasformate in piccoli fiumi, danni anche ai giardini, e tutto questo oggi sta diventando una routine perché ahimè ogni anno ci troviamo a che fare con questi eventi atmosferici che finora sono stati definiti eccezionali. Forse dovremmo cominciare a pensare che possono essere ordinari, e se è così allora significa che quella rete di deflusso delle acque che è stata realizzata negli ultimi 50 anni non è più idonea a reggere l'urto, e quindi bisognerà pensare a una politica nel prossimo futuro di investimenti. Non possiamo dimenticare che comunque facciamo i conti anche con i decenni in cui non vi è stata sul piano urbanistico un'attenzione adeguata proprio al tema delle acque, che è paradossale per noi veneti, visto certo. che la cultura veneta nasce come cultura legata alla dimensione delle acque. Non solo perché Venezia era una dominatrice dei mari, ma anche perché c'era una cultura di rispetto anche nell'entroterra per la dimensione della gestione delle acque. Quindi i fattori di fatto, Sindaco, sono 2. Fenomeni violenti, sempre più violenti, e qui si apre tutto il tema dei cambiamenti climatici e la manutenzione delle reti, come lei diceva, che è un problema questo ormai strutturale e infrastrutturale del territorio. E su questo però servono delle risorse straordinarie, serve un piano di opere pubbliche. Importanti. Allora, c'è un attore territoriale che si chiama Consorzio di Bonifica ed è un attore straordinario. La gente lo conosce poco, magari chi appartiene al mondo agricolo ne ha una percezione molto più chiara, ma chi vive in città, i cosiddetti urbani, invece sanno che esiste perché arriva un bollettino da pagare una volta all'anno. In realtà l'opera di bonifica non riguarda solo, come viene insegnato nei sussidiari a scuola, le aree paludose. L'opera di bonifica riguarda tutto il territorio, o perché è troppo arido e quindi ha bisogno di essere servito di acqua, o perché comunque si tratta di dare una regimentazione ai deflussi delle acque di superficie. L'opera di bonifica è un'opera incessante. In questo momento dobbiamo prendere atto che i reticoli delle vie d'acqua che sono stati realizzati negli ultimi 40 anni non sono più idonei a sorreggere questi fenomeni che, ripeto, si stanno riproponendo da alcuni anni a questa parte e che mettono in difficoltà tutte le strutture urbanizzate. È un tema su cui riflettere quindi su diversi piani, non solo quello emergenziale, che pure è importante, ma anche su quello programmatorio, che senz'altro servono risorse, quindi i consorzi di bonifica vanno rifinanziati in maniera importante. E qua faccio un ragionamento ancora più di fondo sul tema delle autonomie. Si è molto discusso durante l'emergenza Covid-19 se le autonomie servissero ancora oppure, come diceva qualche giornalista, ricordo qualche fondo sulla Repubblica, che è uno dei giornali che maggiormente condiziona l'opinione pubblica, e qualcuno diceva il Covid ha dimostrato l'importanza dello Stato. Io dico certo che lo Stato deve svolgere il suo ruolo, però in realtà l'emergenza Covid ha dimostrato l'efficienza delle autonomie locali. Nel Veneto ha funzionato benissimo perché Zaia ha un pugno di ferro, da qualche altra parte un po' meno, ma lo Stato non è stato in grado di supplire
a quelle autonomie che non hanno funzionato. La realtà è che avere un sistema di autonomie locali comporta una maggior responsabilizzazione anche di chi ha le responsabilità per decidere. Credo che lo Stato dovrebbe valutare in maniera seria l'opportunità di dare finanziamenti stabili anche per la gestione delle acque in via ordinaria, non in via straordinaria. Certo. Se interveniamo in via straordinaria significa che interveniamo dopo che il guasto è accaduto. Tra l'altro, purtroppo quindi... in questi casi l'unica cosa da fare, ed è quello che faremo come sindaci d'area, è quello di cercare di ottenere il riconoscimento in stato di calamità per vedere se riusciamo a portare a casa qualche ricompensa per i cittadini che hanno subito i danni. Perché poi non proprio qui volevo arrivare, Sindaco, perché so che lei sta anche facendo rete tra i suoi colleghi per chiedere lo stato di calamità. Come funziona? Allora, ci siamo sentiti ieri al telefono, ci siamo aggiornati a vicenda su come andavano le cose. Mi sono permesso di suggerire l'idea di far riconoscere lo stato di calamità. Giustamente lo stato di calamità viene usualmente riconosciuto per grandi eventi e quindi pensiamo a Baia, che è stata una tragedia per il territorio bellunese. Tuttavia, per chi ha subito un danno in casa, evidentemente la situazione è la stessa, sia che sia stato investito da un evento straordinario di vasta portata quantitativa, sia che sia stato coinvolto in un intervento straordinario ma di dimensioni microscopiche. Allora, noi qui dovremmo pensare che episodi come le bombe d'acqua, che sono episodi molto localizzati, producono comunque danni alle abitazioni civili e alle infrastrutture pubbliche, ed è giusto che ci sia un sistema che porta a riconoscere questi danni e a risarcire chi li ha subiti. Credo che anche su questo si dovrebbe aprire una discussione molto seria, molto franca tra i diversi livelli amministrativi. Per questo prima dicevo che serve concepire una nuova linea di finanziamento rivolta alle regioni, a cui fanno capo i consorzi di bonifica, per garantire una nuova stagione importante di programmazione e di intervento per andare a rivedere tutto il sistema idraulico del territorio. Secondo lei, Sindaco, questa opera di infrastrutturazione del territorio può passare anche attraverso gli strumenti europei di cui tanto si parla in queste settimane? Penso ai miliardi di euro che saranno messi a disposizione dal Recovery Fund, che adesso si chiama in un'altra maniera. Potrebbe esserci spazio per questo? Recovery Fund, non so se avete visto quella vignetta, quella intervista a un anziano che si lamentava dell'abuso di termini inglesi, ma il problema qual è? Il problema è capire se arrivano questi soldi, come arrivano, come verranno spartiti, sulla base di quali criteri, e se ci sarà il solito meccanismo della contribuzione a pioggia su criteri assai discutibili in ordine alle esigenze dei diversi territori, o se vi sarà la capacità, il coraggio di pensare a un piano organico di interventi che sia utile a risanare il territorio stesso. Oggi parliamo della rete idraulica, io sto pensando in questo momento al tema anche dell'emergenza scolastica. Ci accorgiamo che negli ultimi anni è accaduto un paradosso, si sono costruite scuole nuove con aule più piccole, aumentando però il numero degli allievi al loro interno, e questo per generare delle malintese economie di sistema. In realtà oggi quelle aule corrono il rischio di non essere più adeguate per garantire quella distanza interpersonale che l'emergenza Covid richiede. E allora si dice costruiamo scuole nuove. Costruire una scuola nuova non è una cosa che accade dalla mattina alla sera. Qualcuno dice diamo ai sindaci il potere dei commissari e quindi con una capacità di procedere molto più rapida rispetto a quella consentita dalla burocrazia ordinaria. Per carità divina, va bene tutto, però è inutile che noi sindaci si siano investiti di poteri commissariali se poi non ci vengono date le risorse per dar seguito alle iniziative. Allora è tutto ancora così nebuloso che io veramente confido che ci sia al più presto una schiarita anche a questo riguardo, proprio per consentirci di capire che cosa potremo realisticamente fare. Tra l'altro, Sindaco, al di fuori di ogni battuta, piove sul bagnato davvero stavolta, perché le amministrazioni comunali sono reduci da 3 mesi
allucinanti da tutti i punti di vista. Sì. Montebelluna, per esempio, ha adottato fin dall'inizio delle misure a sostegno della famiglia, delle scuole, al di là di quelle che erano anche le misure poi nazionali e regionali. Siete stati precursori da questo punto di vista, ma quanto avanti possono andare anche le amministrazioni comunali in questa maniera? Si pone un problema di sostenibilità dei conti, perché se dovete rattoppare ovunque non ce la fate Allora, neanche voi, insomma. qualcuno ricorderà la celebre espressione di un sindaco di Roma che all'inizio del secolo scorso, dovendo fare dei tagli di bilancio, se ne sortì con la battuta diventata celebre: non c'è trippa per gatti. Allora, i comuni sono reduci da un percorso, di un percorso istituzionale che ha portato all'azzeramento dei trasferimenti agli enti locali di risorse da parte dello Stato. Mi limito a dare un numero: nel 2011 Montebelluna riceveva indietro dallo Stato 4 milioni e mezzo di euro, nel 2020 ne riceve indietro zero. Non solo, lo Stato si trattiene una quota parte importante dell'IMU, che nominalmente è l'imposta municipale unica, ma in pratica vede le risorse tirate su per le aree D, cioè quelle produttive, finire nelle tasche dello Stato. Allora, a fronte di una situazione che era già difficile da gestirsi sul piano economico-finanziario, il Covid-19 è diventato un ulteriore fattore di destabilizzazione dei bilanci. Io penso a Montebelluna, è vero, abbiamo cercato di portare avanti alcune iniziative per essere vicini alle famiglie e alle imprese, ma nei primi 3 mesi abbiamo già perso 800.000 euro in bilancio. Certo, la situazione è assolutamente drammatica e i sindaci lo stanno sottolineando ormai da settimane e da mesi. I 3 miliardi annunciati dal governo, mi pare di capire dalle sue parole, non possono bastare. Allora, circa i 3 miliardi annunciati dal governo, bisogna tener conto di una serie di temi che possono essere poco noti ai cittadini, ma che vanno esplicitati. Noi tendenzialmente riceviamo meno soldi rispetto agli altri territori, perché abbiamo fatto alcune scelte virtuose che però riducono, almeno in apparenza, l'entità dei bilanci comunali. Ad esempio, abbiamo esternalizzato la gestione dei rifiuti e quindi le entrate e le uscite corrispondenti non appaiono più nei nostri bilanci, se non in quello consolidato, perché siamo in quota parte partecipi del consorzio Priola, che ha come società strumentale la Contarina. Questo significa che prendiamo proporzionalmente meno risorse rispetto a altri comuni che non hanno fatto la scelta virtuosa di esternalizzare il servizio per garantire un'attività su scala di bacino importante, di area vasta. Per esempio, dalle nostre prime stime, questo primo contributo dello Stato ai comuni porterebbe nelle casse del comune di Montebelluna circa 340.000 euro. Rispetto ai 800 e rotti mila euro di cui vi dicevo prima, è chiaro che è solo un pannicello caldo, anche perché non abbiamo contezza circa le entrate che andremo a registrare per i pagamenti dell'IMU. Certo. E poi dell'IRPEF, cosa che avrà un riverbero nel 2021. Qui l'elenco, Sindaco, sarebbe davvero lungo. Le mostro perché stanno facendo il giro del web, forse le ha già viste, tanto per sdrammatizzare, perché insomma siamo tutti reduci da un periodo un po' così. Le immagini che arrivano da Cusignana, dove ieri alcuni giovani del posto, prego la regia di mandarli in onda se è possibile, con la tavola da surf hanno praticamente si sono divertiti tra i vigneti. Ecco le immagini, quindi diciamo non si sono persi d'animo, non sono stati in casa a poltrire. Ecco qua. Sì, non sono stati in casa a poltrire nella domenica uggiosa, ma si sono inventati questo passatempo. Ecco, questo quindi a Cusignana ieri pomeriggio. Insomma, si può anche sorridere ogni tanto. Che dice, Sindaco? Allora,
La nostra gente in questi mesi segnati dalla chiusura in casa a seguito del Covid-19 ha dimostrato anche di saper reagire con un po' di ironia. Paradossalmente proprio queste immagini ci dimostrano la pesantezza dell'evento occorso ieri. Certo che chi è proprietario del vigneto probabilmente avrà molto meno da ridere, no? Certo. Io spero che goda dell'assicurazione, ma ci sono anche persone che per una serie di motivi non hanno avuto modo di assicurare le loro proprietà. Sto pensando a chi ha avuto le case allagate. E quindi capisco l'ironia, ma ahimè il problema che dobbiamo affrontare è serio. Certo. È un problema che in questo momento interessa le famiglie che sono state direttamente colpite, ma che potenzialmente interessa a tutti noi. Perché oggi è toccato a queste persone, domani potrebbe toccare anche a noi, ai nostri familiari, ai nostri parenti, no? Allora, in questo caso è bene che ci sia una riflessione molto seria nei prossimi giorni, perché è importante, a fronte, lo ripeto, del rinnovarsi dei fenomeni atmosferici che ormai non possiamo più considerare eccezionali, come dicevo prima, perché stanno diventando ordinari, dobbiamo prepararci a capire con quali strumenti difendere il territorio e difendere anche quel patrimonio edilizio privato o pubblico che è costato la fatica di generazioni di persone. Tra l'altro, Sindaco, ecco, le mostro anche altre immagini. Sì, questa dovrebbe essere di Giavera, se non ricordo male. Qui siamo, esatto, qui siamo a Giavera, che è stato uno dei comuni più colpiti della Marca, ma abbiamo anche delle immagini che sono appena arrivate. Chiedo alla regia Italo Morao se è possibile metterle in onda, del maltempo a Verona. Il maltempo a Verona, la provincia Scaligera ha avuto parecchi danni. Tra sabato e domenica in 36 ore sono stati 139 gli interventi nel veronese effettuati nel centro storico di Verona, Colonia Veneta, Bussolengo, San Pietro in Cariano, Negrar. Per dare una risposta alle numerose richieste di soccorso pervenute alla sala operativa, hanno operato sul territorio 13 squadre dei Vigili del Fuoco composte da 80 unità di personale e 18 mezzi operativi con relative attrezzature. Personale è arrivato anche da Vicenza e da Rovigo. Gli interventi più ricorrenti sono stati quelli per prosciugamento di scantinati, infiltrazioni d'acqua dal soffitto, rimozione elementi pericolanti, taglio di alberi e soccorso a persone in difficoltà, oltre a una serie di verifiche statiche condotte su diverse strutture e numerosi ascensori bloccati, quindi anche momenti di panico, questo per la mancanza ovviamente di alimentazione elettrica con persone all'interno, spiega anche la nota dei Vigili del Fuoco. Non ci sono stati feriti nemmeno in provincia di Verona, dove ci sono state, lo vedete anche dalle diverse immagini, autovetture bloccate in alcuni sottopassi, dove sono dovuti intervenire non solo i Vigili del Fuoco ma anche le squadre specializzate in tecniche di soccorso speleo alpino fluviale. Questa quindi la situazione, ben 1100 le telefonate pervenute al 115 che ha coordinato tutte le operazioni di soccorso. Questo, Sindaco, per dare la dimensione di quello che è avvenuto ieri, perché ormai noi ci stiamo un po' abituando per certi versi a questi bollettini, ma abituarsi è difficile, è veramente difficile. Ieri avevamo in diretta il presidente della provincia Padrin, il presidente della provincia di Belluno, abbiamo parlato di Vaia, abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Questo è un territorio ancora molto provato. Sì, lo è, ma tutto il territorio veneto si trova a vivere da qualche anno queste situazioni. Io vi ricordo di altre alluvioni ben più pesanti che hanno interessato altre parti della regione Veneto. La verità è che il clima sta cambiando. Se sia connesso o meno al surriscaldamento globale, lascio la discussione agli esperti, che su questo sono divisi. Però noi notiamo de facto che il clima si è modificato e dobbiamo fare i conti col fatto che invece abbiamo un'organizzazione territoriale
che è profondamente mutata rispetto al passato, e probabilmente le due cose tendono a convergere. Un grande urbanista veneto aveva parlato molti anni fa dell'alluvione edilizia che aveva trasformato la nostra regione. Oggi il Veneto non è più rappresentabile come una realtà policentrica con tanti piccoli borghi e le città capoluogo, con una struttura a grappolo utile per coordinare e gestire il territorio agricolo, perché dagli anni 60 in poi si è cominciato a edificare quella che oggi gli urbanisti chiamano con un'etichetta che rende più il problema che descrivere una soluzione, è quella della città diffusa. È vero, le formule si sprecano, no? Città di città, città reticolare, nebulosa insediativa e via elencando. La realtà è che abbiamo creato una grande città, un'area metropolitana ricompresa fra Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, dove vivono 3,5 milioni di veneti, dove funzionano le imprese più importanti che fanno della nostra regione una delle piattaforme produttive più interessanti e rilevanti d'Europa, ma questa metropoli ancora non pensa a se stessa in questi termini. Quindi abbiamo delle visioni amministrative che sono ancora troppo locali per gestire una scala che invece è diventata diversa per quanto riguarda i problemi della mobilità, piuttosto che della tutela ambientale e, perché no, della gestione del sistema delle acque. Assolutamente. Sindaco, tra l'altro nel salutarla dobbiamo ricordare, lo abbiamo fatto come telegiornale sabato, che il 6 giugno del 2009 ci fu la terribile tromba d'aria di Vallà a Riese, Pio X. Quindi diciamo che in questi giorni abbiamo ricordato Riese, poi le immagini da Refrontolo del Lienza ci hanno fatto ricordare la tragedia della festa dei Omi. Insomma, ecco, è un territorio che ha bisogno di cure e non ci stancheremo mai di ripeterlo. Grazie a Marzio Favero, sindaco di Montebelluna. Sindaco, ci tenga aggiornato sull'evoluzione. Se mi permettete un ringraziamento però di nuovo ai vigili del fuoco, agli operai comunali, alla polizia locale, ai carabinieri per quanto hanno fatto. È uno straordinario ringraziamento alla protezione civile per un motivo semplice. I nostri volontari, circa una settantina, avevano iniziato a rifiatare l'ultima settimana dopo 3 mesi passati a gestire l'emergenza Covid. Quindi sono trovati una nuova tegola sulla testa e si sono riboccati le maniche e hanno continuato a dare un servizio alla nostra comunità. Si meritano tutta la nostra stima. Assolutamente, fa bene, ha fatto bene Sindaco a ribadirlo. Grazie a Marzio Favero, Sindaco di Montebelluna. Buon lavoro, arrivederci Sindaco. Grazie. Vedo pronto il nostro Filippo Fois con Sandro Ponchio da Marghera. Filippo, mi senti? Buongiorno. Com'è la situazione? Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Cominciamo con il fare un po' il quadro meteorologico. Esatto, grazie, sì. Com'è la situazione nel veneziano? Dunque, guarda, in questo momento è nuvoloso, ci sono delle temporanee schiarite, però poco fa per esempio abbiamo incontrato un bel acquazzone che è durato pochissimo peraltro, per cui si tratta così di piogge sparse un po' a macchia di leopardo. Verrebbe da parlare di acquazzoni estivi, anche perché la temperatura non è molto alta, credo che siamo attorno ai 20 gradi in questo momento, però per esempio a Venezia c'era un tasso di umidità piuttosto apprezzabile, però al momento diciamo che il tempo sembra tenere, ma c'è da prevedere che succeda qualche cosa anche nel pomeriggio, però ecco, non si segnalano situazioni gravi, perlomeno in questo momento qui nel veneziano, così come non ci sono state nella giornata di ieri, anche se poi dobbiamo ricordarlo, c'è stata una violenta mareggiata giorni fa che ha eroso parecchie spiagge del litorale, proprio nel momento in cui finalmente ci si stava attrezzando per far ripartire la stagione balneare, con tutte le incertezze legate agli strascichi della crisi innescata dal coronavirus. Certo, tra l'altro Filippo ne approfitto per dire che dopo la conferenza stampa di Zaia faremo proprio il punto anche delle mareggiate con Alessandro Berton, presidente di Union Mare, perché è giusto ecco, avere un aggiornamento su tutti i fronti.
Invece oggi Sì, ci sarà un ospite in conferenza stampa. Di sabato, devo dirti, sì, lo dicevo per te, l'avevamo sentito proprio a caldo, esatto. Ma ancora non c'era una quantificazione proprio precisa, visto che comunque erano parecchie le località che erano state coinvolte, purtroppo insomma in questi casi il fenomeno è stato talmente diffuso che non era facile a caldo poter fornire tutte le indicazioni, anche per quello che riguarda la conta dei danni, ho sentito parlare anche di €1 milione in totale che sicuramente avremo oggi, insomma tra poco dopo nel collegamento. Sì, oggi è previsto un ospite, voi sapete che durante i punti stampa del Presidente Luca Zaia, oltre a diversi assessori regionali, principalmente Bottacin della Protezione Civile e Lazzarin alla Sanità, ci sono anche ospiti, persone che hanno avuto a che fare direttamente con l'emergenza coronavirus. Oggi è stata annunciata la presenza di Paolo Rosi, il coordinatore del 118 Veneto, quindi una persona che ha seguito molto da vicino e sta seguendo ancora molto da vicino, perché non dobbiamo dimenticarci che di coronavirus ancora si continua a morire in Veneto, i dati sono in calo, ma comunque si continuano a contare dei decessi per questo virus, il quale quindi da lui ci aspettiamo, e lo sentiremo tra poco quando inizieremo la diretta dall'interno dell'unità di crisi di Marghera, insomma un resoconto molto dettagliato di quello che è accaduto in questi mesi. Assolutamente. Filippo, quindi ci aggiorniamo più tardi, ti ringrazio, buon lavoro, a dopo. A dopo. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Noi adesso andiamo in pubblicità. Quando rientriamo andremo a Verona da un noto epidemiologo che ci aiuterà un po' a comprendere i dati che ci ha illustrato anche poco fa il nostro Filippo Fois. Il Veneto va verso quota zero, ma come possiamo interpretare questo dato? Possiamo davvero tirare un sospiro di sollievo e soprattutto cosa accadrà in autunno? Adesso c'è la pubblicità, ci vediamo dopo. Di nuovo in diretta straordinaria per darvi conto di un nuovo inizio settimana contrassegnato da diverse emergenze, quella del Covid che ormai va avanti da più di 3 mesi e i nuovi fronti che si sono aperti sulla scia del Covid, quindi l'emergenza sociale, economica in atto, ma c'è poi il maltempo che ha caratterizzato il fine settimana in tutto il Veneto. Abbiamo fatto il punto in apertura della nostra diretta con il sindaco di Montebelluna. Tutta la zona di Montebelluna, del Montello, è stata pesantemente spazzata da pioggia, grandine e vento nel fine settimana. 4 le bombe d'acqua che si sono registrate di fatto da giovedì, ce lo ha confermato anche il sindaco, pronto a chiedere con i colleghi di tutta la fascia pedemontana lo stato di calamità per una situazione che è sfuggita di mano. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone, però si pone proprio un problema di sicurezza anche della rete idraulica, i soliti problemi idrogeologici di cui tanto si continua a parlare. Certo, un nuovo fronte per le amministrazioni comunali e anche per i volontari. Prima il sindaco di Montebelluna ce l'ha detto chiaro e tondo, era probabilmente il primo weekend di riposo, tra virgolette, per centinaia, migliaia di volontari in tutto il Veneto. Ci sono stati problemi in provincia di Verona, quella di sabato poi è stata una giornata contrassegnata da una forte grandinata nella zona dei Colli Euganei, nel distretto termale, che ha messo in ginocchio le colture tipiche della zona. Insomma, un brutto fine settimana che è stato
caratterizzato anche da forti mareggiate su tutto il litorale, soprattutto nella zona di Jesolo Pineta, tra Eraclea Mare e Duna Verde, e per qualche tratto anche a Porto Santa Margherita in comune di Caorle. Questo sul fronte del maltempo. C'è poi la questione Covid, la questione sanitaria. Io partirei con il mostrarvi la tabella di ieri sera. La tabella di ieri sera, quella appunto relativa al contagio. Perché vi mostro una tabella che fra mezz'ora sarà comunque aggiornata dal Presidente della Regione? Perché adesso con il nostro nuovo ospite ci concentriamo proprio sulla curva epidemiologica, che è in assoluta discesa in queste settimane. Lo vedete molto chiaramente. Ieri nel corso della giornata ci sono stati soltanto 3 casi di positività al virus. Sul fronte dei decessi ieri ci sono stati 0 decessi. Vediamo nella notte cosa è successo. Rimane un solo ricoverato positivo al Covid nelle terapie intensive del Veneto. Questo quindi è un quadro che ci rassicura, ma fino a che punto possiamo sentirci tranquilli e rassicurati? Vedo il nostro nuovo ospite, Massimo Guerriero, lo vedo collegato, professore di biostatistica ed epidemiologia a Verona. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Ecco, ho mostrato questi dati relativi alla giornata di ieri. Fra 20 minuti più o meno ci collegheremo con l'unità di crisi di Marghera. Il Presidente Zaia, come al solito, illustrerà in apertura i nuovi dati di giornata, ma il trend ormai è stabile da settimane. Come lo interpreta? Dice correttamente, nel senso che questa lenta discesa che stiamo osservando dall'avvento del picco a Verona, ma in tutto il Veneto in generale, che si è attestato verso la fine di marzo, tra il 25 e il 30 di marzo, questa discesa, appunto come le dicevo, che è proseguita a tassi piuttosto costanti nel tempo, cioè non ci sono state cadute importanti nella registrazione di nuovi contagi, adesso sta arrivando allo zero in via definitiva. Come diciamo sempre noi, pochissima importanza ha il dato giornaliero, ma è il dato di trend invece che deve essere osservato. Questo è un trend a calare, che sta costantemente calando, e in particolare in effetti in questi ultimi giorni la curva è praticamente ridotta a zero. Ovviamente bisogna attendere i prossimi giorni per vedere confermato questo trend, perché abbiamo visto nelle ultime settimane delle riaperture a vari livelli. Abbiamo iniziato a uscire di casa, poi abbiamo iniziato a rifrequentare alcune attività commerciali che sono state riaperte, e adesso sono state anche riaperte le comunicazioni tra regioni. E poi c'è stata la famigerata Movida che insomma a inizio della scorsa settimana e anche 2 settimane fa, quindi che con l'apertura ha preoccupato non poco anche i sindaci, per esempio a Verona. Sì, guardi, a me la Movida ha preoccupato relativamente poco, perché essendo stata frequentata da giovanissimi, abbiamo visto che la circolazione, almeno per lo studio che abbiamo fatto noi a Verona, la circolazione del virus presso i giovani è veramente ridotta al lumicino. È chiaro che sono situazioni che vanno evitate, ma dal punto di vista sanitario vedo con maggiore preoccupazione invece l'interscambio dovuto a ben altre attività. Ricordiamo che il Veneto in generale ha una densità di popolazione nelle città, almeno Verona, Padova, insomma abbastanza consistente. Inoltre abbiamo delle abitudini sociali, quelle del salutarci affettuosamente, e in più anche siamo terra di turismo, quindi questi fenomeni, diciamo, sono quelli che potrebbero decretare un'inversione di trend che vedo con estrema difficoltà tuttavia. Ecco, quindi
lei fa parte di quel fronte di studiosi, di scienziati, di tecnici che vedono la luce in fondo al tunnel, mi pare di capire. Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo imparato che questo virus circola grazie a noi, abbiamo imparato che mantenendo alcune accortezze riusciamo a limitarlo senza dover tornare al lockdown, quindi io mi auguro che adesso, dopo questa ondata in cui tutti abbiamo imparato cosa fare, e i medici in primis, si riesca a tenere sotto controllo il fenomeno. Tra l'altro, ecco, lei lavora a Verona. Verona è stata la provincia epicentro per certi versi del contagio in Veneto. In un primo momento la zona rossa era ovviamente a Padova, Treviso, Venezia, lo sappiamo, ma poi l'epicentro dell'emergenza è divenuta Verona e il territorio veronese, anche per questioni di prossimità alle zone più colpite della Lombardia. Anche Verona ha una crescita pari a zero del contagio, perlomeno nella giornata di ieri. Quindi il dato di Verona forse è più importante degli altri? Il dato di Verona, allora intanto bisogna vedere un po' come lo si va a cercare questo coronavirus. Abbiamo imparato anche questo in questi 2 mesi, 3 mesi di lavoro. Però le dico, inizialmente io ero un po' scettico nel pensare che la vicinanza alle regioni lombarde potesse avere un qualche significato. Devo dire che da un certo punto di vista, guardando i dati poi nelle settimane successive, quando questa prima indicazione veniva data nei primi giorni di marzo, come le dicevo, devo dire che con l'andare del tempo mi sono un po' ricreduto, perché ho visto che anche altre aree geografiche limitrofe a quelle lombarde particolarmente colpite piano piano hanno un pochino iniziato a soffrire nel numero di contagi che giornalmente venivano registrati. Quindi sì, il dato di Verona è incoraggiante, e questo che dico è tanto più confermato dal fatto che anche la Lombardia sta calando vistosamente giorno dopo giorno in tutte le sfaccettature del contagio, quindi le terapie intensive, le semi-intensive, i domiciliari e così via. Certo, tra l'altro lei con il dottor Pomari, con la struttura dell'ospedale di Negrare, con altri soggetti istituzionali, ha portato avanti uno studio molto importante proprio nel pieno dell'emergenza sulla popolazione veronese. Tra l'altro ho qui del materiale che mi ha mandato lei e la ringrazio. Adesso tentiamo appunto di mostrarlo anche a casa. Sono delle slide che sintetizzano un po' il progetto. Chiedo alla regia, ecco, perfetto, proprio questo. Ci può illustrare brevemente questo progetto? Già lo avevamo fatto alcune settimane fa, professore, ma vorrei ritornarci in forma sintetica. Sì, guardi, sinteticamente questa prima slide ci fa capire come sia importante la collaborazione degli enti che sono presenti sul territorio. Ecco perché l'IRCS Sacro Cuore Don Calabria, che è capofila di questo progetto perché l'ha voluto e sostenuto, si è messo subito in contatto appunto con il Comune di Verona, con il sindaco Sboarina, con l'Università di Verona, con l'azienda ospedaliera e con l'ASL. Questo per dire che un problema importante va approcciato da più enti importanti che sono presenti sul territorio. Questo in effetti è stato un po' il successo del nostro progetto, perché nel giro di pochissimi giorni noi siamo riusciti ad organizzarlo e a metterlo in pista. Come vedete il 20 aprile abbiamo fatto la prima riunione al Don Calabria e l'8 maggio avevamo già raccolto tutti i campioni biologici e i questionari
dei 1515 soggetti che hanno aderito all'indagine, indagine che ha avuto un successo incredibile dal punto di vista dell'adesione, e questo ci fa avere dei risultati che sono estremamente robusti. Cosa ci dicono i risultati? E possiamo andare alla slide successiva. Ci permettono di capire che alla data di fine aprile i soggetti che erano positivi in quel momento, quindi contagiosi, positivi a coronavirus, erano soltanto lo 0,7%, quindi 7 persone ogni 1000 residenti di Verona, che proiettato sulla popolazione indagata corrispondeva a una massa di 1645 persone. Ma il dato ancora più importante, se volete, è quello sottostante, cioè quello che mostra come il virus sia circolato nella città di Verona, e vediamo che soltanto il 4,5% della popolazione era entrata in contatto consapevolmente o ancora di più inconsapevolmente con il virus. Perché dico inconsapevolmente? Perché l'89% di queste persone sono state classificate come asintomatiche, perché abbiamo trovato traccia del virus nel loro sangue, ma non avevano, attraverso il questionario, riportato alcun sintomo, quindi i famosi asintomatici. Questo ci fa capire che la fetta suscettibile della popolazione è ancora enorme, perché siamo circa il 95% di cittadini veronesi che non sono mai venuti in contatto con il virus. E questo è un bene o è un male? Questo, allora, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, è un bene, nel senso che abbiamo capito che questo virus circola, ma se contrastato in una certa misura, ricordiamo che qui siamo alla fine, con i dati alla fine di aprile, riusciamo a tenerlo sotto controllo. È chiaro che adesso, pensando al prossimo inverno e pensando ai cittadini veronesi, noi sappiamo che un 95% di questi saranno suscettibili, ma saranno suscettibili se non useremo alcuna misura di protezione, evidentemente. Infatti, tra l'altro poi nelle slide che ci ha mandato, vedo che lo slogan è My Mask Protects You, quindi il fattore protettivo è fondamentale. È fondamentale, quindi adesso chiaramente tutti questi zeri che stiamo vedendo, il virus, adesso stiamo aspettando la pubblicazione, ecco, quest'ultima slide è importantissima, adesso ne parliamo velocemente anche se sono questioni trite e ritrite, ma è sempre bene ripeterle, però agli ospedali di Brescia è stata isolata una variante di virus, e loro stanno per pubblicare un paper, speriamo che arrivi presto, in cui si dice che il virus ha perso, diciamo, di potenza, cioè dire sembra che si sia adattato al corpo umano, perché per il virus è importantissimo essere dentro il corpo, ma è anche importantissimo non uccidere il corpo, perché insieme al corpo muore anche il virus. Quindi, professore, ecco, questo è un concetto molto importante. È il virus che si è affievolito o la carica virale? Allora, ci sono tutti e due gli aspetti. Ovviamente noi stiamo attendendo le conferme scientifiche, quelle ufficiali. La carica virale sicuramente è ridotta anche per effetto dei dispositivi di protezione che stiamo utilizzando. Quindi basta immaginare che il virus giri attraverso queste particelle di saliva che noi emettiamo quando parliamo, quando tossiamo, quando starnutiamo. È chiaro che se tutte queste attività sono limitate da una barriera, il virus naturalmente circola di meno, e evidentemente la quantità di virus che noi espelliamo è decisamente inferiore, e quindi questo ci sta aiutando tantissimo. Ecco perché si dice adesso le mascherine, quando siamo all'aperto, se siamo ad una distanza di almeno 1 metro, direi 1,5 metri, 2 metri, possiamo anche fare a meno di utilizzarle, ma tassativamente in tutti i luoghi chiusi vanno conservati. Qual è il concetto bellissimo della mascherina? Secondo me è che la mascherina non protegge me stesso, ma protegge gli altri. Quindi è veramente un'azione di responsabilità collettiva che dobbiamo mettere in atto, perché io con la mia mascherina
proteggo tutte le persone con le quali vengo in contatto, e sarebbe bellissimo che succedesse anche il viceversa. Quindi fa bene il governatore Zaia a dire che la mascherina rimarrà obbligatoria perlomeno al chiuso e nelle situazioni appunto in cui non si possa esercitare il distanziamento sociale anche nei prossimi mesi? Beh, l'abbiamo capito questo ormai, l'abbiamo visto, perché a mano che venivano utilizzati i dispositivi di protezione, noi vedevamo i numeri legati al virus essere più contenuti. Quindi è un'azione meccanica che noi dobbiamo assolutamente fare, e dobbiamo farla nostra tanto più in previsione dell'arrivo dell'inverno. Senta, professor Guerriero, adesso i confini tra regioni non ci sono, diciamo, non ci sono più, lo spostamento all'interno del paese è libero, quindi anche tra Veneto e Lombardia, tra Veneto e quelle zone appunto più problematiche. Questo la preoccupa? Assolutamente sì. Assolutamente sì, ma non deve essere una preoccupazione limitativa. Torno a dire, noi abbiamo imparato a difenderci meccanicamente da questo virus, e mi chiedevano qui a Verona quali sono i giorni su cui un po' fare attenzione. Io dicevo, visto che l'apertura con il resto delle regioni è datata grosso modo il 3 giugno e verosimilmente il 15 giugno probabilmente si apriranno anche alcuni collegamenti con altri paesi dell'Unione Europea, è chiaro che dal 15-20 di giugno fino a fine giugno quelli saranno i giorni che saranno da considerare la cartina di tornasole, perché lì vedremo istantaneamente cosa sarà successo con queste nuove interrelazioni sociali che metteremo in atto. Ricordiamo che l'Italia è un paese a fortissima vocazione turistica, per cui bisogna vedere che tipo di arrivo ci sarà in Italia dal punto di vista quantitativo, cioè quanta gente arriverà anche da altri paesi, perché ora la situazione italiana è una situazione italiana molto buona che si sta risolvendo guardando i trend di cui dicevamo, però è vero che se ci apriamo al turismo potrebbero arrivare persone da altri stati che hanno visto l'inizio del SARS-CoV-2 successivamente, e quindi essere in situazioni decisamente diverse dalla nostra. Lei, professore, riesce a prevedere cosa succederà in autunno? Assolutamente no. Lei, lo ricordo, no. L'abbiamo detto all'inizio, è anche un biostatistico, quindi lei conosce bene tutti i meccanismi, anche i modelli matematici di cui tanto si parla, quindi allo stato attuale è difficile fare previsioni. È impossibile fare previsioni, primo perché siamo così lontani e secondo perché attualmente non riusciamo sulla base delle curve che abbiamo oggi ad arrivare a fare delle previsioni attendibili, perché è questo il nocciolo della questione, è proprio questo. Le previsioni noi possiamo farle, avere previsioni attendibili è un'altra questione, quindi chiunque faccia il mio mestiere, lo faccia seriamente, non sarebbe in grado di dare alcun numero di proiezione per l'autunno. Per l'esperienza che ho io e per come sto studiando il coronavirus, io mi sentirei più tranquillo per la stagione autunnale, perché ancora vivremo all'aperto e ancora staremo per iniziare a chiuderci, diciamo, negli uffici, nelle scuole, negli ambienti chiusi in generale. La questione così a livello meramente descrittivo la vedrei più preoccupante invece con l'arrivo dell'inverno e con l'arrivo dell'influenza invernale 2021. E qui si apre anche tutto il tema delle vaccinazioni che partiranno probabilmente qualche mese prima per la stagione influenzale appunto 2020-2021. Sì, è possibile che quest'anno ci chiederanno le autorità sanitarie di fare maggiore attenzione con riguardo ai vaccini. Chiariamolo, il vaccino è un vaccino influenzale che copre alcuni ceppi influenzali e non li copre tutti, peraltro. Quanti di noi hanno fatto il vaccino e poi comunque si sono ammalati durante la stagione invernale? Questo però non ci deve far pensare male con riguardo ai vaccini. I vaccini hanno salvato milioni di vite negli anni, e questo lo
sappiamo. Io vedo un aspetto positivo nell'eventualità di fare il vaccino. Intanto, come sempre, sarebbe da consigliare caldamente alle fasce più deboli della popolazione, e quindi i nostri anziani, che purtroppo abbiamo visto morire in troppi casi per questo coronavirus. E poi diciamo che a fronte di determinati sintomi, se una persona fosse vaccinata, diciamo che saremmo un po' più allertati per agire nei confronti del coronavirus piuttosto che di una banale influenza. Per cui forse fare il vaccino potrebbe aiutarci un pochino a non confondere i sintomi di Covid-19 piuttosto che di quelli della normale influenza stagionale. Questo è importantissimo. Ci stiamo per collegare con l'unità di crisi di Marghera, con il governatore Zaia. Poi, guardando l'autunno, le chiedo quest'ultimo flash, professore, qualcosa comunque ha insegnato questa emergenza alla stessa sanità veneta, agli stessi sanitari, quindi non dovrebbe esserci nessuna emergenza sanitaria strettamente intesa, o no? Guardi, io sono molto rassicurato da come la sanità veneta ha risposto a questa emergenza. Guardate che alla fine il Veneto è la regione che ha risposto meglio per una serie di motivi. Abbiamo imparato che il virus dobbiamo farlo stare fuori dagli ospedali per poter continuare a curare le altre patologie. È per questo che, se da un lato le persone hanno imparato a proteggersi, dagli altri sanitari hanno imparato a trattare, non farmacologicamente, intendo proprio a trattare il virus, io vedo con estrema difficoltà la possibilità che si ripeta una situazione come quella pessima che abbiamo vissuto nel mese di marzo e aprile. Ci lasciamo così con questa slide che abbiamo già visto, professor Guerriero, quindi lavarsi le mani, lo dica lei, che è sicuramente più autorevole. Ecco, è fondamentale, sono questi tre aspetti, tenersi pulite le mani, perché poi più o meno... Professore, è arrivato il governatore, non la voglio interrompere bruscamente. Questi sono i tre messaggi: lavarsi le mani, distanziamento e mascherine. Grazie al professor Massimo Guerriero, grazie davvero. Ci colleghiamo adesso con l'unità di crisi di Marghera. Grazie, buongiorno a tutti. Vedete che oggi abbiamo un graditissimo ospite che è il dottor Paolo Rosi, poi passerò la parola a lui, che in qualità, oltre che di direttore del 118 dell'ASL veneziana e coordinatore del 118 Veneto, immagino che sia una delle figure più autorevoli che possano dare anche una storia, uno spaccato di quello che è stata la vicenda coronavirus, perché 118 vuol dire la nostra rete di emergenza e urgenza, vabbè, ma poi passerò la parola al dottor Rosi. Nel salutarvi, nel ringraziarvi per essere presenti, vi dico che cerco di fare anche un po' di economia nei tempi per lasciare più spazio al dottor Rosi, e passo subito alla lettura del bollettino. Sono 750.248 i tamponi effettuati. Scusate perché 750.248. Scusate, il numero dei positivi è di 19.187. Ah, è vero che l'isolamento oggi non c'è. Allora, il numero dei ricoverati sono 319. Dovete scusare, non ho i delta rispetto a ieri. Terapie intensive, eccolo qui, 15. Quindi si sta scendendo. Resta sempre un positivo, un solo coronavirus in terapia intensiva dei 15. Totale dei morti 1955. Avete visto che il bollettino oggi è 0. Dei quali morti in ospedale 1401, dimessi 3447. Dopo ovviamente vediamo tutta la documentazione, dovete scusarmi. I nati sono 68.
Bene, due brevi comunicazioni, poi le domande, poi passiamo la parola al dottor Rosi. Intanto volevo dirvi che rispetto a quello che sta accadendo per il mondo della scuola c'è preoccupazione. Ovvio che è naturale che con la ripresa scolastica, che noi auspichiamo avvenga dopo le elezioni, ma se le date sono quelle che stanno circolando, vuol dire che per avere l'apertura delle scuole dopo le elezioni vuol dire che le scuole apriranno a fine settembre e primi di ottobre, il che diventa anche imbarazzante, cioè vuol dire marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 7-8 mesi di fermo scolastico. A me non sembra una roba normale, no? Tutto ciò premesso, è pur vero che in via prudenziale i ragazzi debbano essere messi in sicurezza, è pur vero che le linee guida vanno adottate, però noi crediamo, ed è un lavoro che porteremo avanti anche con i colleghi governatori, crediamo che le linee guida debbano essere interpretate anche per una loro sostenibilità. Oggi c'è la giornata di protesta e guardate, non la condivido perché piove governo ladro, va bene protestare, la condivido perché comunque è giusto che si riaccendano i riflettori sulla scuola. La scuola oggettivamente in tutti questi mesi ha vissuto di vita sua, ha vissuto del buon impegno e della voglia di fare di moltissimi docenti, della stragrande maggioranza dei docenti, che senza attrezzature e senza dispositivi sono riusciti a mettere in piedi quello che è poi la formazione a distanza. E ovviamente la tenacia dei ragazzi che hanno colto questa sfida e delle famiglie. Guardate, a me è piaciuto che il Presidente della Repubblica abbia riconosciuto il cavalierato a un docente che, malato di coronavirus in ospedale, ha continuato a fare lezione a distanza ai suoi ragazzi. Era di un istituto alberghiero, penso campano, se non ricordo male. Allora guardate, se la soluzione è andiamo un tanto al chilo per non rischiare e quindi cominciamo a vedere plexiglass, box e altre menate del genere, decisamente no. Guardate, potrei farvi vedere le mail e i messaggi che arrivano dai docenti che dicono: guardate, noi con i bimbi abbiamo bisogno di fisicità, c'è bisogno di interazione, non è che possiamo fare le lezioni nelle cabine, mettendo i ragazzini nelle cabine e proteggerli a questi livelli. Pensiamo anche noi, ne abbiamo parlato anche questa mattina in una riunione approfondita fatta con gli assessori, in particolar modo c'era l'assessore Lanzarin e la dottoressa Russo, pensiamo anche noi che alle linee guida, quelle che il CTS, quindi il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, ha ipotizzato, possano essere non edulcorate, ma possono essere reinterpretate mettendo in sicurezza i ragazzi. Ed è esattamente, a me spiace dirlo, è esattamente quello che era accaduto per le spiagge, per i ristoranti, per molte attività che avevano delle linee guida INAIL sostanzialmente non praticabili e poi si sono trasformati in linee guida delle regioni che hanno portato il loro contributo. Quindi se mi chiedete qual è la posizione del Veneto, è quella di costruire nuove linee guida alternative, di tenere aperto il dialogo con il governo in maniera costruttiva, di certo non pensare a contrapposizioni o prove muscolari, ma cercare di mettere le condizioni sia ai ragazzi che ai docenti di lavorare in un ambiente che non sia un ambiente confinato dove ognuno vive sotto la sua campana di vetro, perché il che non c'entra nulla con la scuola. Detto questo, potrei anche non escludere di portarvi magari per un aggiornamento, glielo chiederò, la professoressa Dadalt, glielo chiederò, che adesso è direttore della clinica pediatrica nominata di Padova, magari per un aggiornamento anche rispetto a coronavirus e pediatria, coronavirus e età pediatrica. Penso che questo potrebbe essere utile anche per le tante famiglie che vi seguono, vi leggono, e quindi dare anche un'informazione di quello che è magari tutto lo spauracchio della sindrome di Kawasaki, del quale si è parlato tanto, ma poi l'incidenza clinica si è visto che è minimale, o piuttosto che il livello di contagio che si diffonde attraverso i giovani. Quindi noi lavoriamo per delle linee guida alternative e siamo qui oggi a sostenere le ansie del mondo dei docenti e delle famiglie e ovviamente degli studenti.
Detto questo, altra comunicazione che vi voglio dare, ringrazio l'assessore Bottacin, anzi prima di ringraziare l'assessore Bottacin, rispetto all'università e alla partita del corso di laurea in medicina, questo per noi è il punto stampa del coronavirus, solo con fatti eccezionali parla di altro. Poi vi parlo di Bottacin perché c'è il tema dell'emergenza meteorologica, per cui penso che ci stia nell'emergenza urgenza a parlare anche di questo. Restando nell'ambito sanitario, ho parlato anche questa mattina con il Ministro Speranza. Io sono fiducioso del dialogo che abbiamo instaurato con il Governo rispetto al Ministro Speranza, al Ministro Boccia e al Ministro Gualtieri. Io ho parlato con tutti e tre. Nelle prossime ore si deve assolutamente trovare una soluzione a quella che è un'impugnativa, che è un'onta nella storia di questo Paese, cioè dopo un'emergenza come quella che abbiamo conosciuto dal punto di vista sanitario e dopo aver visto un accordo che va sostanzialmente a suggellare quello che è un percorso storico, ovvero la creazione del corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, voluto dalla Regione del Veneto e dall'Università di Padova. Se da un lato vi confermo che per noi non ci sarà un minimo istante di arresto delle iscrizioni, delle attività, anche perché fra 8-10 mesi avremo concluso anche il nuovo ospedale che ha 1000 posti letto ed è la culla per questo neonato, no? la facoltà di medicina, il corso di laurea, scusate. Dall'altro vi dico anche che auspico che si risolva questa impugnativa, o meglio citata impugnativa, ancora non è paventata impugnativa, anche se il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok, ma fino al 16 c'è tempo per trovare una soluzione. Questo è un momento nel quale la politica, chi ha responsabilità di governo a livello regionale e a livello nazionale, è chiamato a riparare i danni che fanno i burocrati dentro nei nostri uffici. Per cui noi abbiamo già dato delle risposte, le consideriamo esaustive, le abbiamo date tramite l'avvocatura. Spero che si risolva il problema, che si risparmino risorse economiche e che non si paghino avvocati. Se il governo deciderà di procedere con l'impugnativa, noi andremo con l'artiglieria pesante di natura legale, ovviamente tecnico-legale, in Corte Costituzionale e difenderemo il nostro provvedimento fino alla fine. Siamo certi di aver ragione. Vi ricordo che la contestazione è: avete un fondo regionale sanitario di 9 miliardi e 600 milioni, ci state chiedendo di utilizzare, avete deciso di utilizzare, noi come Regione, 6 milioni di euro di 9 miliardi e 600 milioni per sostenere il corso di laurea in medicina, che non mi sembra avulso dalle finalità del Fondo regionale della salute. Per cui noi continuiamo a dire che funziona così, è un fatto anche di principio, non solo di risorse, questo lo capite da soli, però è un principio inviolabile, visto e considerato che se passa il principio secondo il quale a Roma qualche ufficio decide di impugnare, a noi non va più bene. Infine vi dico due informazioni che ritengo strategiche, una per la sicurezza, anzi una per la sanità. Vi dico che si è svolta questa mattina a Vicenza l'udienza del processo contro i vertici della Miteni per l'avvelenamento delle acque da FAS, dove la Regione si è costituita parte civile con l'avvocato Pinelli. Voi sapete che noi abbiamo portato avanti questa costituzione come parte civile, eccetera. Si sono concluse regolarmente le formalità della citazione dei responsabili civili e il giudice ha dato atto della correttezza delle notifiche effettuate dalla Regione Veneto al fallimento Miteni e alle due società controllanti della Miteni, la società giapponese Mitsubishi, quindi oggi abbiamo avuto l'ok, è una giornata storica, Mitsubishi Corporation, che oggi ha depositato l'atto di costituzione, e la società lussemburghese International Chemical Investors. Sono due società che sono collegate a questa vicenda. La Regione Veneto, grazie alla propria iniziativa di chiamare nel processo due multinazionali dell'importanza del Mitsubishi e International Chemical Investors, ha dunque ottenuto che esse, in caso di accertamento di responsabilità degli imputati, dovranno garantire con il proprio patrimonio il risarcimento del danno cagionato al territorio e conseguentemente ai singoli cittadini veneti.
stiamo parlando di salute, danneggiati dall'inquinamento. Il processo è rinviato all'udienza del 12 ottobre 2020 alle ore 10. Perché vi dico questo? Voi sapete che noi abbiamo investito su questa linea, diciamo, di difesa e risarcitoria con l'avvocato Pinelli. Abbiamo deciso di chiamare in causa le due multinazionali. All'aver avuto riconosciuto questo passaggio ci permette oggi di avere un interlocutore dall'altra parte del tavolo capiente per un eventuale processo e azione risarcitoria. Dopodiché i tribunali decideranno chi ha ragione, abbiamo rispetto dei giudici, però è bene dire che è la prima volta nella storia che accade una cosa del genere. Questa è salute. Infine ringrazio l'assessore Bottacin e poi tutta la squadra della Protezione Civile, perché ieri hanno fatto 157 interventi a Treviso, in provincia di Treviso, e 164 in provincia di Verona. Voi vedete che abbiamo delle previsioni che sono inquietanti, abbiamo decine di comuni. Io ho dichiarato, vi faremo avere il provvedimento in giornata, lo stato di crisi, di emergenza. Lo tengo aperto, lo dico onde evitare che qualcuno che si inquieti o ha preoccupazioni. Lo terrò aperto fino alla fine di questa ondata, diciamo, triste meteorologica. Quindi se dura 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni, tutto quello che accadrà da qui ai prossimi giorni rientra in quello stato di emergenza. Quindi lo dico a quelli che mi dicono ma Zaia magari mercoledì non ha dichiarato lo stato di emergenza. È già questo valido, aggiungeremo i comuni giorno dopo giorno. Lo possiamo fare, evitiamo di fare tante scartoffie, e quindi grazie all'assessore Bottacin per il coordinamento che ci garantisce. Abbiamo avuto tanti danni, grandinate, abbiamo avuto allagamenti, abbiamo avuto un sacco di smottamenti, frane, e quello che non è piovuto in 5 mesi, fra l'altro dei quali 3 praticamente in lockdown, col sole fuori, la gente dentro in casa, adesso si è rovesciato, c'è pioggia fuori e la gente che esce, c'è proprio il massimo della vita. Questo è un anno bisestile, ricordatevelo, e quindi bisogna segnarselo. In Veneto si dice anno bisesto, anno senza sesto, che vuol dire anno che non ha senso. Grazie, passerei quindi la parola a voi per le domande, poi vi presento il dottor Rosi e gli cedo anche ovviamente i microfoni. Tosate in Agro il famoso giro da sinistra verso destra, poi c'è il collega Vinazzi dell'ANSA e altri, l'avanzanza è già prenotata e via. Buongiorno Presidente. Ciao Filippo. Qualcosa di più magari sulla scuola, lo dico perché sì, è un argomento di evidente e direi palpitante attualità che interessa tantissime persone. Le linee guida del governo le abbiamo viste, insomma, un po' questi famosi plexigas, le barriere, si parla di visiere anche. Abbiamo detto nei giorni scorsi, ma insomma lo dicono tutti, che il mondo della scuola è stato dimenticato, c'è un malessere, proprio un disagio e una protesta evidente direi e unanime, che attraversa tutte le componenti di questo mondo. Allora, qualcosa di più circa i correttivi che la Regione Veneto, ma mi pare di capire che anche le altre regioni insomma siano intenzionate. Ma guarda, noi abbiamo delegato il servizio di prevenzione, come abbiamo fatto in altre occasioni. Poi l'assessore Lanzarin, ma anche l'assessore Donazzan, che sono in collegamento, attenderanno e discuteranno, collaboreranno col servizio di prevenzione, quindi la dottoressa Russo, per delle linee guida, diciamo, fatte in casa. Il che non vuol dire che non valgono di meno delle altre. Se io leggo le linee guida del CTS dico che si è voluto stare dalla parte del formaggio, come si dice, no? C'è ovvio che se tu distanzi i banchi da 2 metri, ci metti lo studente dentro in una cabina, stile cabina telefonica, diventa quasi, l'aula diventa quasi un call center, no? Li guardate, distanziati, con i separé, eccetera. A me sembra, qualcuno mai potrà dire che ci sarà un contagio in una situazione del genere, ma se i bimbi stanno anche a casa si contagiano anche di meno, se vogliamo proprio fare i più realisti del re. Invece noi pensiamo che, come è accaduto, pensate alla ristorazione, la ristorazione era destinata a non aprire mai, ha aperto, abbiamo contagi zero. Per carità, anche la fortuna vuole la sua parte. Io non dico di mettere a rischio i ragazzi, però è pur vero che se il servizio di prevenzione
del Veneto e poi delle regioni italiane ci danno anche delle alternative più sostenibili, partendo dall'eliminazione di tutto quello che sono le infrastrutture di plexiglass e altre menate del genere, direi che è positivo. Cioè, pensare, tutti noi siamo stati a scuola, pensate se ci mettessero, fossimo ragazzini, andassimo a scuola con la visiera, con le box dove andare dentro, il distanziamento, cioè uno gli avremo come arriveranno alla fine del corso di studi, ma saranno tutti depressi, cioè provati psicologicamente, ecco, più che depressi. E noi non vogliamo questo, stiamo parlando dell'età evolutiva, stiamo parlando dell'età particolare. Lasciami dire, Filippo, che gli insegnanti, come è accaduto per le regioni, in questa emergenza si sono nobilitati e hanno sdoganato la loro figura. Cioè, sono stati eroici nel tenere in piedi le lezioni. Guardate, ve lo dico sinceramente, io non ci avrei mai creduto, avrei mai pensato che si creasse un così importante senso di responsabilità. Cioè, gli insegnanti ci hanno dimostrato che anche se il sistema salta, se fosse stata una guerra, tale è, comunque loro hanno continuato a erogare, e questo io penso che siano usciti nobilitati e più forti di prima. Perché nessuno se la sarebbe aspettata un'azione del genere, no? Perché poi è semplice, no? Manca il computer, manca qua, manca là. Invece bravi, veramente bravi. E io questo non smetterò mai di dirlo, io ne conosco molti e so la fatica che hanno fatto a mettere in piedi queste lezioni, che non è stato facile, perché di strumenti ne avevano zero. Questa è la verità. Un dettaglio. Prego. È ipotizzabile una soluzione, tra virgolette, tipo ristoranti, cioè distanziamento di 1 metro, mascherina per gli alunni, per i docenti, gel. Ma stiamo in prevenzione, però quella è la filosofia, è quella di rendere l'aula vivibile. Poi sai anche il tema della mascherina, noi vogliamo avere anche conforto dai clinici, perché stiamo parlando di bimbi, io non so, c'è una mattina che uno si respira la CO2 che si accumula dentro nella mascherina, che effetto faccia al cervello. Per cui anche lì dovremmo capire il ricambio d'aria nelle aule e poi capire anche clinicamente quanto i bimbi possono essere interessati da un'eventuale ulteriore reinfezione di coronavirus, che poi lasciatemelo dire fino in fondo, perché adesso è inutile che ci facciamo finta di non saperlo, ma se ci arriva un'ondata come quella di marzo o di febbraio, secondo voi si possono aprire le scuole? Di cosa stiamo parlando? Parliamo della fase di convivenza che è gestibile. Se arriva un'onda di piena ti tocca non chiudere solo le scuole, ma richiudere tutto quello che avevi aperto. Mignazzi. Sì. Tanto chiarisco che sono per metropolitano.it, non per ANSA, visto che ho chiedo scusa. No, ma chiarisco semplicemente se prego. Ormai sei una PMI, sei una PMI. Una domanda che è qui invece a metà tra il Presidente e l'assessore Lanzarin. La settimana scorsa avete annunciato che anche in Veneto partiva l'indagine di sieroprevalenza. Volevo sapere se c'era, sì, ho qui il comunicato, quella avviata dall'Istat e così via. Ma noi non abbiamo notizie di chi abbiamo contattato. Non avete nessun riscontro dopo una settimana? Noi non sappiamo. Non abbiamo... gestito tutto a livello centrale. Perfetto, grazie. Prego. Allora c'era la Vanzan e poi le colleghe, immagino, Zambon, Milva, Fois. Sì. Presidente, buongiorno. Ieri sera le agenzie di stampa hanno rilanciato questa nuova polemica sui dati, nel senso che c'è una discrepanza tra i dati della Protezione Civile e i dati forniti dalla Regione Veneto, ma non solo il Veneto, anche altre regioni. È stato fatto capire che le regioni metterebbero o più o meno morti a seconda del... A voi risulta questa cosa? E soprattutto che dati avete voi diversi da quelli della Protezione Civile Nazionale? E se poi a fine giornata funziona così, che verso le 5-6 del pomeriggio abbiamo un riepilogo nazionale che è quello che aveva dato la Protezione Civile nazionale. Sì. Però anche ieri i dati non collimavano. Noi mandiamo i dati a Roma. Noi vi confermiamo il bollettino, punto. La Protezione Civile come faccia ad avere un dato di forma rispetto ai morti in Veneto o in altre regioni, perché sono le regioni che comunicano i dati. Comunque la nostra dichiarazione per noi fa fede del bollettino, che è quello che diamo alla Protezione Civile, fatto su misura per la Protezione Civile, perché noi l'avremmo fatto in maniera diversa, oltretutto. Le 17?
Sì, quello sarà. Noi abbiamo 2 bollettini. Quello della mattina. Noi guardiamo solo quello della mattina. Voi date quello della mattina, ma quello è il problema, perché voi date quello della mattina. No, quello del pomeriggio è fatto solo per voi. L'abbiamo sempre detto che per noi fa fede quello della mattina e quello della mattina è quello che viene inviato alla protezione civile. Quindi l'invito è che a voi arriva alle 5 un dato e la protezione civile inserisce alle 6 il dato della mattina. Questo probabilmente è il motivo. Però l'abbiamo già detto più volte questo aspetto, ma non a voi, cioè a livello nazionale. No, ma tant'è che quando escono le notizie a volte si incrociano il dato a 0 contagi, 0 morti, che però è il bollettino del pomeriggio. Quello della mattina. Noi abbiamo, a dir la verità, abbiamo anche tentato di fare solo il bollettino mattutino, però poi c'è, giustamente voi che siete sul territorio, avere il bollettino serale significa avere veramente la giornata, no? Quello del mattino è vecchio quando chiudi i giornali, quando chiudete i vostri servizi. Questo è il problema. Altre cose, Alba? No. Allora Van Boon, Vandrioli, Fois. Buongiorno. Buongiorno. Tornando per un attimo al tema della scuola, è uno di quegli argomenti che cercherete di portare avanti con un fronte compatto con le regioni, con le altre regioni. Allora, riusciamo a fare il punto di quali sono gli argomenti che cercate di condividere completamente per poi avere un fronte compatto per il dialogo con il governo? Abbiamo detto il trasporto pubblico locale, se ci sono novità, la scuola mi dice di sì, altro? Noi adesso abbiamo tutto il tema dei grandi eventi. Immaginiamo che da quello che si dice, ma sono notizie di corridoio, che prima del 15 ci sia un DPCM che va a regolamentare ovviamente altre aperture. Ovviamente in quel DPCM ci dovremmo fare allegare tutte le nuove linee guida che ancora non sono state allegate. A tutt'oggi vi ricordo, oggi è lunedì, si aprono i centri estivi per il 03, a tutt'oggi il governo non ci ha detto nulla per le linee guida 03. Quindi in quel DPCM finiranno dentro anche quelle linee guida, immagino, no? Saranno già superate dal fatto che tutti hanno aperto, però vabbè, dobbiamo prendere atto che è così. No, solo una precisazione. Prego, Milva. Diceva prima delle linee guida più sostenibili per quanto riguarda i ragazzi. E come andate in sovrapposizione sul... Ma guarda Emilio, io penso una cosa, che accadrà quello che è accaduto con le linee guida INAIL, no? Non è che sono a bocciatura, però chiederemo al governo di allegare al DPCM delle linee guida prodotte dai servizi di prevenzione delle regioni. Le regioni sono in grado di mettere in piedi delle linee guida che siano, diciamo, più sostenibili e che diano più vivibilità anche nelle aule. Ripeto, quelle modalità che io ci vedo nelle linee guida CTS, no? I 2 metri, il plexiglass, sono modalità da infezione importante, ma quando c'è l'infezione importante si deve chiudere la scuola, non possiamo pensare, anche perché c'è qualcuno che accompagna il bambino, c'è qualcuno che deve uscire di casa, come si può gestire un'infezione importante pensando di tenere aperta la scuola? Lasciate perdere che i bambini siano meno o più aggredibili dal virus, ma non sta in piedi il ragionamento, quindi ho l'impressione che siano andati col bazooka dove bastava una cerbottana. Fois? E poi Emiliano. Ciao. Farmi solamente una precisazione, anche perché si parla tanto e giustamente della sicurezza dei bambini, però devo anche annotare e farmi portavoce del fatto che in redazione ci arrivano veramente parecchie telefonate da parte di insegnanti, educatrici sopra i 60 anni che hanno proprio paura per quello che riguarda la loro salute, essendo poi anche entrando oramai anche in una fascia d'età piuttosto a rischio in cui le conseguenze del contagio possono essere serie. Ma guarda, stai confermando quello che ho appena detto, nel senso che nel momento in cui, se si tratta di una fase 2, cioè questa della convivenza, ci sta la linea guida, diciamo, più soft di quella, che è quella della convivenza con il virus, ma una convivenza con una virulenza che è quasi zero. E l'abbiamo vista, no? Il ristorante lavora, il bar lavora e tutte le storie che sapete. Se diventa più importante, l'unica soluzione è la chiusura, non mettere il box di plexiglass, perché giustamente abbiamo degli insegnanti che sono magari più a rischio e noi non possiamo esporre migliaia di insegnanti all'infezione perché qualcuno si è inventato il box. Cioè, il box non va bene, punto e basta. Emiliano. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Perdoni la scarsa memoria. Possiamo tornare sulla vicenda della Miteni?
La Regione del Veneto aveva condotto, ricordo, serie, insomma, accurate ricerche sia sull'inquinamento della falda acquifera e anche sulle possibili effetti sulle famiglie venete. Non ricordo, mi perdoni se sono arrivate quindi a una chiusura queste ricerche, guarda, e se faranno appunto parte del processo. Allora, considera che qui la situazione è molto complicata perché gli attori in questa situazione sono molti, è giusto che sia così, no? Pensa solo al ruolo del NOE, quindi dei carabinieri, il ruolo dell'ARPA, che è altra realtà autonoma nelle indagini, la regione, le disposizioni della regione, e dall'altro c'è il privato, ed in mezzo ci sono coloro che sono i danneggiati, no? I cittadini per primi, i bimbi, le famiglie, vi ricordo le mamme dei FAS, e infine le comunità, perché le comunità subiscono l'eventuale inquinamento del sottosuolo, del soprassuolo. Quindi pensate alle acque, ad esempio. In questo contesto ormai ci sono bancali di carte in procura mandati dalla Regione. La Regione ha iniziato dal luglio 2013, se non ricordo male, a inviare le prime carte. Considerate che noi è arrivato lo studio del CNR, era CNR? Sì, fine maggio. Fine maggio 2013. Da allora noi abbiamo iniziato a produrre. C'è lo studio che diceva, guardate che in Italia ci sono dei focolai, usiamo anche qui questo termine, di inquinamento nelle falde dei FAS, non solo da noi. Noi siamo stati anche virtuosi, qualcuno so che ogni tanto si agita, ma ve lo dico, siamo riusciti a mettere in piedi, abbiamo speso quasi 10 milioni di euro per mettere in piedi, un po' di meno, forse 8 milioni, mettere in piedi il più grande laboratorio nazionale che analizza i FAS, perché non è che esiste lo strumento per analizzare i FAS, cioè sono nuovi inquinanti come sono definiti. Abbiamo fatto mettere i filtri a carbone in maniera tale che comunque la zona rossa possa avere dall'acquedotto l'acqua a garanzia che non ci siano i FAS, e molte altre attività. Abbiamo istruito pratiche, mandato memorie, abbiamo dato l'incarico, ci siamo costituiti come parte offesa, parte civile, in più siamo coloro che hanno chiamato in causa le multinazionali. Siamo in questa fase qui. Altro? Presidente. Altre domande? Allora, io passo la parola al dottor Paolo Rosi. Ripeto, lui è una colonna portante, è una delle colonne portanti del Servizio Sanitario Veneto, è direttore della 118 della Veneziana, è coordinatore del 118 Veneto. È la storia del 118 al punto tale che gli abbiamo dato anche un periodo, fra virgolette, sabbatico per andare in Sierra Leone con Don Dante Carraro, Medici con l'Africa, QAM, e ha istituito il 118 in Africa, in Sierra Leone. Con quante ambulanze? 100, un centinaio di ambulanze. Io ho visto anche l'immagine, bello, emozionante vedere che dal nulla a oggi lì hanno comunque un servizio di emergenza-urgenza, e questo è merito suo. Perché ho invitato il dottor Rosi? Perché il dottor Rosi ci può dare uno spaccato, lo dà a voi, quindi per vostro tramite ai cittadini, di cosa è stata l'emergenza, questa emergenza coronavirus con l'emergenza urgenza, quindi col 118, come abbiamo gestito non solo i malati ma i flussi di informazione. Qualcuno si dice, ma il modello Veneto, ecco, adesso capirete cos'è il modello Veneto. Il modello Veneto è quello di rispondere al telefono in maniera appropriata quando uno ti chiama, e capirete perché vi dico ste robe. Le prese in carico, i flussi di telefonate, le uscite delle ambulanze, e ovviamente lui, che è stato l'uomo che io ho voluto come coordinatore in questa partita anche del coronavirus, la cross, quindi come si sono incrociati le eventuali ospitalità nelle nostre terapie intensive di pazienti che venivano da fuori, e come è la filosofia che abbiamo adottato nel caricare le terapie intensive. Al dottor Rosi peraltro poi a un certo punto gli ho anche chiesto di andare a farmi da supervisore nel Veronese, perché avevamo il problema dei focolai, e siamo partiti con il Covid Center, quindi con le terapie intensive di Villafranca, che era uno dei fronti che abbiamo allestito. Ovviamente c'era il direttore Girardi, tutti, però insomma ha portato la sua esperienza. Gli cedo veramente con piacere i microfoni. Adesso qua Paolo, prego. Poi lui vi ha portato anche delle slide che vabbè, in maniera cartacea evitiamo di proiettare. Posso toglierla? Grazie Presidente. Ecco, per spiegare cosa ha fatto il
sistema su 118 durante l'emergenza Covid vanno evidenziate quelle che sono le peculiarità del nostro sistema rispetto ad altre realtà anche nazionali. Noi abbiamo voluto dare, quando dico intendo la Regione, quindi per ovviamente avallo e decisione del nostro Presidente, abbiamo dato e abbiamo voluto mantenere al 118 una valenza di carattere provinciale. Non abbiamo voluto accorpare le centrali operative su unità sovraprovinciali perché per noi il 118 non è un call center che riceve una chiamata e eroga un servizio automaticamente in maniera meccanica, ma è una struttura che ha un ruolo importante nel coordinamento dell'attività di urgenza e emergenza con uno stretto legame con gli ospedali. Stretto legame con gli ospedali vuol dire che il 118 è un attore della pianificazione strategica ed operativa della gestione dei malati durante la fase acuta, degli accessi in pronto soccorso, dei criteri di ospedalizzazione, della destinazione del paziente in base alla patologia che ha e quindi non all'ospedale più vicino. Ma oltre a questo il 118 ha anche un forte legame con la struttura territoriale e quindi questa valenza provinciale fa sì che, siccome il percorso sanitario del paziente è gestito quasi integralmente in ambito provinciale, così il 118 ha contatti con tutte le strutture che gestiscono il paziente. Sull'ambito territoriale è importante il rapporto costante con i sistemi di igiene pubblica e con la medicina generale e la continuità assistenziale, perché per l'utente che chiama il 118 non sempre l'ospedalizzazione è la risposta migliore. Spesso la chiamata al 118 è perché l'utente non sa che il suo percorso può essere migliore attraverso il medico di medicina generale piuttosto che l'intervento di altri soggetti. E quindi questa è l'attività ordinaria del 118, è quella di trovare la giusta soluzione a chi chiama il 118, ma anche fornire supporto agli ospedali per la ricerca dei posti letto di terapia intensiva, orientare la gestione dei ricoveri, evitare l'iperafflusso dove ci sono già troppi pazienti. Queste funzioni sono anche garantite dal fatto che tutte le chiamate sono risposte da un infermiere. Non da un infermiere qualsiasi, ma un infermiere con una grande esperienza, prima in ospedale, in area critica e poi anche sul territorio. Supportati, che è una peculiarità, in teoria dovrebbe essere nazionale, ma in realtà molte regioni non hanno questa caratteristica. Diciamo che si tende un po' a automatizzare la risposta, invece per noi, nonostante abbiamo dei sistemi che fanno in modo che gli operatori seguano degli indirizzi in modo che tutti abbiano la stessa risposta di fronte allo stesso problema, per noi la risposta professionale è fondamentale perché ogni paziente fa storia a sé. Non esistono algoritmi, esistono pazienti ed esistono bisogni, è quella che oggi si chiama precision medicine. Le linee guida da sole non bastano, basta seguire gli algoritmi che in letteratura hanno evidenza, bisogna dare a ogni singola persona quello di cui ha bisogno in quel momento e questo è il nostro sforzo ed è legato al fatto che oltre all'infermiere abbiamo anche la presenza del medico che supporta l'infermiere nelle situazioni più complesse. Questa è stata una caratteristica che ci ha consentito di sviluppare una risposta particolare al Covid. Dapprima il fatto che le centrali operative che sono in rete tra loro tramite il coordinamento regionale emergenza-urgenza nel giro di 12 ore hanno adottato tutti lo stesso algoritmo per la gestione delle chiamate, sviluppato in accordo con la direzione prevenzione, con le cure primarie, con i servizi di igiene pubblica, in cui ogni paziente in base ai sintomi che aveva e alle sue condizioni veniva instradato sul giusto percorso, che non necessariamente era il trasporto in ospedale. Questo è stato fatto rafforzando molto il numero di operatori presenti e rafforzando anche il numero di medici che si sono affiancati agli infermieri per capire bene i sintomi del paziente, per rapportarsi con i medici di medicina generale, per rapportarsi con i servizi di igiene pubblica e segnalare i casi che devono essere attenzionati ai fini della diagnosi e anche della prevenzione nei confronti dei loro contatti. Questo sistema ha fatto sì che a fronte di un aumento importantissimo delle chiamate, perché le chiamate del mese di marzo sono passate dalle 50.000 ordinarie alle 75.000, vuol dire il 50% di carico di lavoro in più nelle centrali operative, ma le missioni, cioè gli interventi in ambulanza, sono passati
rispetto a marzo 2019 che erano oltre 50.000 sono diventati 40.000. Quindi vuol dire che a fronte di un aumento del numero di chiamate abbiamo lasciato a casa molto più gente. La nostra stima è che quasi 200 persone al giorno che hanno chiamato il 118 sono state poi prese in carico da altri servizi e non dal pronto soccorso ospedaliero. E questo credo che sia stato fondamentale, da un lato per proteggere l'ospedale, ma anche per trovare per ciascun paziente il percorso adeguato. Guardate che lasciare a casa un paziente non vuol dire lasciarlo senza cure, vuol dire dargli le cure giuste nel setting assistenziale corretto e avere un sistema in grado di scattare nel momento in cui le condizioni cliniche peggiorano. Questo è quello che è stato fatto, e ripeto, è stato fatto perché sono stati in gioco dei professionisti. Questo evidentemente non può farlo un call center. A fianco di questa attività il coordinamento regionale emergenza urgenza tramite 118 ha anche gestito il monitoraggio dei posti letto di terapia intensiva, che voleva dire avere costantemente l'idea di come andava sviluppandosi l'occupazione dei posti letto, quali erano gli ospedali più interessati, in modo da fornire anche all'area sanità e sociale gli indirizzi su dove intervenire per aumentare questa disponibilità, ma voleva anche dire organizzare i trasporti in modo che i pazienti afferissero all'ospedale dove c'era posto letto disponibile. E questo nella fase critica è stato particolarmente impegnativo e noi avevamo un monitoraggio costante in cui i rianimatori inserivano i letti occupati man mano che si occupavano, ma noi elaboravamo ora per ora l'andamento nei posti, vedevamo quanti posti si liberavano e avevamo delle proiezioni che ci dicevano cosa sarebbe successo il giorno dopo. Le proiezioni iniziali erano spaventose, posso dirlo, Presidente. Erano numeri che non saremmo riusciti a gestire. Andando avanti abbiamo visto che invece le misure prese hanno consentito di ridurre l'afflusso e che quindi i letti che siamo riusciti progressivamente ad attivare, perché è stata una corsa contro il tempo, noi sapevamo che avremmo attivato il giorno dopo i letti lì, ma non avevamo ancora i respiratori, quindi non sapevamo se sarebbero arrivati quel giorno. Questo è stato un rincorrere l'emergenza, ma come ha detto un nostro collega, stando sempre un passo avanti al virus. Ecco, credo che questa sia un po' la descrizione di quello che ha fatto il 118 con tutto il sistema ospedaliero, compresi i pronti soccorsi, ed è stato restare per tutta l'epidemia un passo avanti al virus. Io credo che sia sufficiente per descrivere. Beh, la CROSS, allora, con la CROSS è la centrale operativa remota che di fatto fa le funzioni del Dipartimento della Protezione Civile, la quale non deve raccogliere quanti sono i posti letto liberi in regione, per questo non dice nulla. È chiaro che se io mi aspetto che il giorno dopo entrino in ospedale 40 persone in terapia intensiva, devo preparare per il giorno dopo 40 letti, quindi è chiaro che questi letti saranno liberi per il giorno dopo, e questa operazione, sempre stando avanti un passo al virus, l'abbiamo fatta quotidianamente, quindi ogni giorno i letti crescevano di 25, di 30, di 40, perché sapevamo che quella era la pressione. Uno dei compiti dell'emergenza è proprio prevenire quello che succederà il giorno dopo in base all'osservazione. Allora noi fin dall'inizio abbiamo dato posti letto a questa CROSS per pazienti non Covid, ovviamente, perché noi avevamo 450 letti prima che cominciasse tutto. Ovviamente non erano vuoti, erano pieni, perché normalmente noi abbiamo ogni giorno 15-20 posti letto liberi su cui si turnano i traumi, le emergenze e i pazienti operati. E quindi il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva deve essere prossimo al 100%. Questo vuol dire che ricoverare pazienti infettivi vuol dire necessità di tenerli isolati dagli altri. E quindi finché le terapie intensive non sono state svuotate dei pazienti che c'erano, un po' perché è venuta meno la loro necessità, un po' perché è calata l'attività chirurgica di elezione, quindi fino a quel momento noi potevamo ospitare pochi pazienti Covid positivi perché non potevamo mescolarli gli altri. Quindi abbiamo dato alla CROSS la disponibilità di posti letto non Covid, abbiamo dato anche la disponibilità ad accogliere le emergenze non Covid al territorio delle regioni limitrofe, perché uno dei problemi delle regioni fortemente attaccate al Covid era che avevano il problema opposto a noi, cioè dovevano isolare i pazienti non Covid, e quindi noi abbiamo dato la disponibilità a ricevere direttamente dal territorio, dalle ambulanze che li soccorrevano, i pazienti che ne avessero avuto necessità.
Durante la fase Covid ovviamente la nostra disponibilità è stata zero, perché eravamo a più 10, più 50, più 100, più 150 pazienti ricoverati. Dal 31 marzo, quando era chiaro che la tendenza era diversa, abbiamo iniziato a dare prima 2, poi 4, poi 5 disponibilità di posti letto al giorno per l'emergenza delle altre regioni. Questo è stato appunto un calcolo fatto sulle proiezioni che avevamo delle possibili occupazioni. Quando siamo stati sicuri che eravamo fuori dall'emergenza, allora abbiamo cambiato la disponibilità che avevamo. Credo sia questo che volevi, Luca. Ma intanto ringrazio, se posso solo aggiungere una cosa, mi permetto. Passaggio della disponibilità, perché poi è un passaggio delicato anche dal punto di vista etico, no? Chi ti chiede disponibilità e tu la dai o non la dai. Il dottor Rosi ha detto una cosa tra le righe: noi avevamo i 10 posti letto liberi, i 15 posti, ma sapevamo anche che il giorno dopo le riempivamo, infatti si riempivano. Quindi non era sufficiente guardare la lista e dire beh, il Veneto era ancora 20 liberi, perché poi noi abbiamo dimostrato che siamo arrivati negli ultimi giorni, si contavano sulle dita di una mano i posti liberi. Avete sentito il professor Navadesi che vi ha detto la grande scelta del Veneto è stata quella di fare 1000, adesso io non mi ricordo il numero esatto, le subintensive, quindi abbiamo comprato una marea di caschi, di CPAP e di strutture che evitavano di caricare in terapia intensiva. Per cui la solidarietà c'è stata fino in fondo quando è stata possibile. Allora, il mio elenco prevede Emiliano, Zambon, Prigioni, Andriolli, Tosatto, ci mettiamo... Andrò a casa stasera. e Vanzan che non aveva fatto la mano e Fois, perfetto. Buongiorno, posso? Certo. Senta, vorrei con lei toccare l'aspetto umano. Mi passi il termine, per me siete stati la fanteria, cioè, voi siete le persone che rischiando in primis il contagio e addirittura mi verrebbe anche da dire magari rischiando anche per le proprie famiglie, rincasando la sera. Le chiedo dove si trova il coraggio di affrontare un mostro come quello che avete affrontato, di cui si sapeva quello che si sapeva, insomma, e con i presidi inizialmente che avevamo a disposizione, un po' bene o male tutti, parlo di regioni ampliando, parlo d'Italia in generale. E chiudo. Le chiedo, ha toccato anche un altro tema, non abbandonare il paziente, non abbandonare la richiesta, ma dover operare delle scelte che a volte per chi è votato a salvare vite umane possono diventare anche forzature o insomma scelte difficili da affrontare. Nonostante lei ha rimarcato chiaramente non li abbiamo abbandonati, sono stati presi in carico da altre tipologie insomma di strutture o di sanità. A lei, grazie. Beh, se tutte le domande sono così andiamo a casa domani, però non stasera. Allora, due risposte per 2 domande. La prima è: non siamo stati più esposti di molti altri reparti, perché sicuramente in pronto soccorso, sicuramente nelle terapie intensive, nelle subintensive, nelle medicine Covid, tutti sono stati esposti a questo rischio. Chiaro che noi abbiamo dovuto darci delle regole, perché la differenza è che non conosciamo i pazienti quando andiamo a prenderli. Allora qui però ci aiuta molto il nostro modo di ragionare, che è quello di cercare di darci delle regole il più protettive possibile. E dove abbiamo trovato il coraggio? Credo che un elemento distintivo di chi lavora nel SUEM, ma che è anche poi comune a chiunque lavori nell'area dell'emergenza, è la passione per questo lavoro, perché se uno non volesse rischiare non andrebbe in elicottero, non andrebbe in ambulanza, insomma farebbe un altro mestiere, chiederebbe di lavorare in ambulatorio dove è più tranquillo. Quindi diciamo, non dico che il rischio è il nostro mestiere, ma chi lavora al SUEM sa che ha un livello di rischio che è superiore e che non è solo quello infettivologico, è anche di altra natura. Però devo dirvi una cosa, che noi la prima cosa che ci siamo chiesti come sistema regionale del 118 è stata che protezioni dobbiamo adottare, e posso dirvi che noi nel sistema 118 abbiamo avuto dei positivi prima dei casi di Venezia, quando ancora non sapevamo che il virus circolava, ma dopo quegli episodi non c'è stato un solo operatore, che fosse medico, infermiere o autista, che sia stato contagiato, nessuno, e sono tutti sottoposti a tamponi ogni 10 giorni.
E è vero, avevamo una limitazione dei dispositivi, soprattutto avevamo paura che finissero, ma questo ci ha aiutato a fare le scelte giuste, cioè a dire usiamo le protezioni più avanzate per le situazioni veramente a rischio, vediamo di avere la massima precauzione ma senza esagerare, commisuriamo al rischio quello che facciamo. Il bello è stato che gli operatori hanno aderito a questa cosa, nessuno ha detto no, io voglio la tuta, la maschera FP3 eccetera. Hanno capito che stavamo ragionando comunque per garantire a tutti la sicurezza e a posteriori questo ha funzionato, quindi credo sia stata la scelta vincente. Quando al discorso dei pazienti, guardate che trovare il giusto percorso per il paziente è, soprattutto nelle fasi finali della vita, è una sfida quotidiana della medicina. Col Covid non è cambiato nulla, anzi direi che è nata una maggiore sensibilità su questo, perché l'anziano allettato da tempo che arriva naturalmente alla fine della vita non lo dobbiamo torturare con cure non necessarie. La terapia intensiva non è un luogo dove andare a morire. La terapia intensiva è un luogo dove va chi può essere curato per un certo tempo perché quella è una sua malattia intercorrente che può essere risolta. Ma chi purtroppo ormai è giunto alla fine della vita, e questo è inevitabile, è giusto che venga trattato in maniera etica, con la cosa più compassionevole possibile, con tutta l'assistenza di cui ha bisogno, ma senza, e lo dico sottolineando, costringerlo ad avere delle cure di cui non ha bisogno. Io credo che da quello che ho letto, in alcuni casi sul Covid sia nata una forma di aggressività nei confronti dei pazienti, perché è normale che se un anziano, un oldest old, un centenario arriva ad avere una polmonite grave, uno scompenso cardiaco terminale e purtroppo non ha più gli organi, non sono più recuperabili, prima del Covid si accettava che venisse condotto all'esito naturale. Dopo il Covid pareva che dovessimo ricoverare tutti in terapia intensiva, ma questo è inumano. Costringere la gente a morire in terapia intensiva è disumano. Quindi questa è la mia risposta. Chiaro che poi la sfida del fine vita è una sfida difficile sempre. È difficile ovviamente di più nel giovane, nel quale la morte è un evento imprevisto, ma è difficile anche nell'anziano, laddove lo devi accompagnare e sai che non hai più armi per salvargli la vita. Questo è un dramma che viviamo quotidianamente. Chiaro che in una situazione in cui aumentano le morti, aumentano anche le situazioni in cui viviamo questa difficoltà. Però, adesso forse serenamente non è il termine corretto, ma la viviamo consapevoli di cercare di fare le scelte giuste, mettendo sempre davanti il paziente, perché quella è la chiave della scelta. Grazie. Buongiorno dottore, provo a compensare con rapidità. Quanti pazienti da altre regioni alla fine abbiamo potuto accogliere complessivamente? Guardi, io non ho ancora il dato finale. Sicuramente di pazienti accolti nei reparti ordinari siamo oltre il centinaio. Nelle terapie intensive mi risulta che i degenti che provengono da altre regioni siano tra i 15 e i 20. Quanto è stato determinante proprio nell'evitare di occupare gli ospedali, indirizzare, quindi un triage, lei parlava di infermiere e di medico, che quindi a seconda del paziente che telefonava indirizzarlo a cure terapeutiche, quindi magari a percorsi... Al giusto percorso. Esattamente, al giusto percorso e quindi anche di terapie. Ma per noi è stato complesso perché non è mai facile spiegare a uno che ti chiama per venire in ospedale che l'ospedale non è la scelta migliore. Però eravamo supportati dal fatto che insieme alla direzione prevenzione, insieme alle cure primarie, avevamo concordato una specie di flowchart in cui i pazienti andavano inquadrati e quel flowchart dava la soluzione migliore. Questo è il primo aspetto. La seconda è che abbiamo avuto il forte supporto dell'igiene pubblica, che poi gli telefonava e gli spiegava a cosa da stare attenti, ma anche della medicina generale. Questa secondo me è una grande novità, perché magari in passato qualche frizione con i medici di medicina generale ce l'abbiamo avuta, ma in questo caso io ho trovato una disponibilità enorme da parte loro a supportare i pazienti. Quindi alla fine, anche se magari qualche telefonata durava mezz'ora per spiegare che quella è la soluzione, perché l'idea di andare in ospedale sembra salvifica. però alla fine sì, è stato
pesante, è stato complicato, ma è stata anche un'operazione di successo, anche nei confronti delle case di riposo, perché anche le case di riposo probabilmente erano sicuramente il luogo migliore dove tenere certi pazienti senza portarli in ospedale e disporli magari a cariche virali molto più alte. Grazie. Tosato. Lei ha detto prima che non siete un call center, questo lo avevamo anche capito e credo anche vissuto. Che cosa è cambiato rispetto alla normalità di prima nel non essere un call center? La variabile sono le famiglie che sono rimaste fuori dagli ospedali e lamentano tutti, questo è il leitmotiv, un distacco completo con quello che è successo poi. Quindi avete voi deciso per i pazienti, a differenza del prima dove forse anche nel fine vita... Ricordo che intanto è sempre il paziente che decide. Non arrivava spesso in un grande... Salvo i casi nei quali il paziente non è più in grado di comprendere, è il paziente, non sono i suoi familiari che decidono del proprio futuro. Questo è fondamentale nel rapporto terapeutico. Quindi il paziente è sempre stato al centro anche del processo decisionale. Laddove si parla di soggetti che non erano in grado di intendere e volere, è chiaro che alcune situazioni sono state complesse, però io credo che comunque le famiglie siano state informate e coinvolte, così come erano informate le famiglie degli agenti di terapia intensiva, anche tramite strumenti multimediali per contattarle. Cioè, io adesso ovviamente non posso parlare di quello che è venuto a livello degli ospedali, però noi abbiamo cercato sempre di garantire un'informazione ai familiari. Se la chiamata arrivava da casa, ovviamente l'interlocutore era il familiare, se il paziente non era in grado, e a lui veniva spiegato tutto. Poi è chiaro, noi abbiamo anche qui una filosofia particolare, vogliamo che il familiare sia sempre a fianco del paziente, anche in ambulanza, non solo se è un bambino, anche in pronto soccorso, quindi questa ha chiaramente cambiato molto. È stato anche questo ovviamente una difficoltà, soprattutto con gli anziani fragili che perdono anche i punti di riferimento familiari, però questa è una partita che dovevamo giocare così. È chiaro che la disposizione di non far salire nessuno in ambulanza era fondamentale per preservare il sistema, ma anche per preservare quel qualcuno che non abbiamo fatto salire in ambulanza. Ma per voi è cambiato molto questo? O era solo un rapporto professionale per cui... No, è chiaro che questo è uno dei problemi che abbiamo dovuto gestire. È chiaro che se non c'è un rapporto diretto col paziente e se non ci sono dei tramiti che conoscono la sua storia, che magari hanno una capacità di interlocuzione maggiore come può avere un familiare rispetto a un estraneo, questo ha sicuramente complicato la vita. Questo è stato uno degli elementi di complessità che abbiamo dovuto gestire, però non è che avessimo scelte alternative su questo. Tosato. Buongiorno dottore, un dettaglio che non ho capito e poi una domanda magari. Il dettaglio è questo, diceva abbiamo avuto dei positivi tra gli operatori prima di Venezia, cosa significa? No, di Venezia. Abbiamo avuto a Venezia, al SUE di Venezia, di soggetti che sono risultati positivi al tampone, ma questo è avvenuto quando abbiamo trovato i primi casi a Venezia, quindi prima che si sapesse che il virus circolava. È stato fatto il tampone a quelli che erano entrati in contatto con, o che potevano essere entrati in contatto con dei soggetti positivi, e abbiamo trovato degli infermieri e dei piloti di idroambulanza che erano positivi al virus. Però dopo che abbiamo iniziato ad adottare le precauzioni che prima non usavamo perché di fatto non c'è nessuna indicazione di usarle, no? I casi sono arrivati a ciel sereno con l'OMS che diceva mettete le protezioni solo se uno è stato in Cina o ha conosciuto uno che è tornato dalla Cina, quindi questo era quello che ci diceva, e quindi è stato normale di fronte al fatto che i primi infetti da noi con la Cina probabilmente non è neanche mai stato il ristorante cinese, è chiaro che alcuni si sono infettati. Dopo di allora, quando abbiamo detto forse non è così, evidentemente il Covid è trasmesso anche da chi
non è stato in Cina, non ha parlato con uno della Cina, non ha una polmonite grave, e allora abbiamo detto usiamo i dispositivi in questo modo. Da allora nessuno si è più contagiato. Ecco, la domanda invece era questa. Giorni fa il professor Navalesi, qui proprio in questa stessa stanza, ci ha detto noi non siamo arrivati al punto di dover fare delle scelte riguardanti praticamente le aspettative di vita, le speranze di vita, come è successo in Lombardia ma anche in Piemonte. Non è che in Veneto, come dire, abbiamo fatto i passi l'espressione buon viso a cattivo gioco, cioè sapendo che la disponibilità delle rianimazioni era limitata, si è deciso in partenza di selezionare i pazienti su terapie meno invasive o addirittura in molte occasioni nelle cure domiciliari? No, è stato fatto un giudizio di appropriatezza del ricovero come si fa tutti i giorni da sempre. Io adesso non so cosa abbia detto il professor Navalesi, non conosco la realtà lombarda, non so se abbia dovuto fare scelte basate su logiche diverse. Lui ha sicuramente dei contatti, quindi se ve l'ha detto così. Sono stati ribaditi, in accordo con il professor Navalesi, i criteri di appropriatezza del ricovero in terapia intensiva, che sono: ricoveriamo i pazienti per i quali questa terapia è indicata, si fa sempre, è obbligatorio farlo, perché la terapia intensiva non è un luogo dove morire. Non è che perché uno sta morendo lo metto in terapia intensiva, non è la scelta corretta per il paziente. Tutte le scelte che sono state fatte, incluso quello di non portare in terapia intensiva quelli che potevano stare in semi-intensiva, sono state fatte perché la clinica del paziente richiedeva quel trattamento. Sappiamo che in certe realtà vanno in terapia intensiva anche pazienti che non sono intubati, che fanno modalità di ventilazione alternative. Questi pazienti possono stare in semi-intensiva e di fatto i numeri credo che ci diano ragione su questo. Quindi, ripeto, allora si fanno sempre delle scelte cliniche, si decide per esempio se un paziente ha un tumore esteso, operarlo o non operarlo, è una scelta clinica che si fa come? Valutando se quel paziente ha possibilità di guarigione. Ma questo è un compito della medicina, che non può abdicare neanche nelle ore finali della vita o nelle condizioni critiche. Sono scelte di appropriatezza delle cure. Danza, Boris. Dottore, buongiorno. Lei è a capo, tra virgolette, di quanti uomini e donne? Ho perso il conto perché sono aumentati adesso, per fortuna, e il Presidente ha anche detto che ce lo lascia questo aumento. Quindi... Ma sull'ordine di quanti, se lo ricorda? Beh, mediamente ogni centrale operativa provinciale ha circa un centinaio di dipendenti tra medici, infermieri, autisti. Venezia ne ha un pochino di più perché anche i piloti delle ambulanze. E poi però c'è tutto la componente di cooperative, di associazioni di volontariato, di personale del pronto soccorso. Il pronto soccorso ha un ruolo fondamentale nel 118 perché molte ambulanze sono gestite da loro, quindi il 118 come SUEM ha i propri uomini nel capoluogo di provincia, ma il SUEM a Dolo, a Milano, a Castelfranco, a Montebelluna sono gli uomini del pronto soccorso, che non sono dipendenti del SUEM, ma comunque sono in qualche modo coordinati dal sistema. Era qui infatti che volevo arrivare. Il Covid, l'emergenza sanitaria, ha trasformato gli italiani e i veneti in persone solidali, nel senso che cantavano alle finestre, ma andavano anche a intasare molto meno i pronto soccorsi rispetto alla fase precedente. Secondo lei questi episodi, questi fatti hanno cambiato anche la mentalità, nel senso non andremo più al pronto soccorso se ci siamo dati una martellata sul dito o riprenderemo ad affollarli? Ma allora, la prima opzione è quella che io, il Presidente e il Dottor Mantovano auspichiamo sia vera. Io ho qualche dubbio, diciamo che molto è stato sulla paura, adesso se la paura passa temo che ci sia un ritorno, anche se la nostra speranza è che molta gente abbia lavorato, che può trovare dei canali di cura diversi dal pronto soccorso e non succede niente. Chiaro che
che non auspichiamo che chi ha cose gravi non chiami e non venga in pronto soccorso, per carità. Quindi chi ha il dolore toracico, l'ictus, deve chiamare immediatamente il 118 e andremo immediatamente a prenderlo. Però speriamo che qualcuno abbia colto il fatto che anche se non è andato per 2 mesi in pronto soccorso è sopravvissuto tranquillamente lo stesso, e ha trovato magari il farmacista, il medico, che gli ha dato il consiglio di come trattare qualche sciocchezza. Ecco. Speriamo che un po' di eredità su questo ce la portiamo dietro. Buongiorno di nuovo. Scusi. Buongiorno dottore, io volevo chiedere una cosa. Lei prima ha detto, ricostruendo il percorso di questi mesi, che a un certo punto le previsioni erano disastrose, con numeri che non si sarebbero potuti fronteggiare. Disastrose era poco. Come? Disastroso era poco, un termine ottimistico. Ecco, appunto, con numeri che non si sarebbero potuti fronteggiare, poi però questi numeri sono stati ridimensionati grazie anche alle misure adottate. Lei in questo caso si riferisce al lockdown? In che periodo siamo quando i numeri hanno iniziato, le previsioni sono iniziate ad essere meno disastrose? Per quale motivo? E come si sono ridimensionati questi numeri? Ma sono diversi i fattori che sono intervenuti. Ovviamente le misure di contenimento della diffusione del virus, cioè la chiusura, il lockdown, ha sicuramente contribuito a ridurre la progressione con cui stava salendo il virus, che era una progressione esponenziale. Poi le terapie subintensive, cioè la possibilità di attuare precocemente terapie ad alta intensività ma che non richiedono la terapia intensiva. E l'insieme di questi fattori, probabilmente anche qualche approccio farmacologico, anche se adesso non ci sono ancora certezze, ma sicuramente l'approccio farmacologico ha contribuito. Quindi tutta una serie di fattori che hanno fatto sì che verso la fine di marzo era già chiaro da un lato che la crescita si stava riducendo, anche perché a quel punto sapevamo, cioè alcuni hanno cominciato a uscire, ovviamente, ci trascorsi 3 settimane, che è stata l'agenzia media, quindi avevamo cominciato a fare dei calcoli che tenevano conto anche di quante persone erano dimesse, cosa che all'inizio non potevamo sapere, perché pur avendo sentito anche i cinesi non avevamo elementi certi per dire quanto sarebbe stata la degenza. In alcuni è stata molto prolungata, sono state persone che sono state 2 mesi in terapia intensiva. Quindi diciamo che quando abbiamo messo insieme, da un lato è cambiato lo scenario, dall'altro avevamo degli schemi interpretativi che ci consentivano di maneggiare i numeri meglio, con più sicurezza. Previsioni disastrose, anzi più che disastrose, l'allarme rosso quando è stato? Fine febbraio, inizio marzo? Beh, diciamo che eravamo già all'inizio di marzo quando avevamo fatto delle stime. Se non ci fossero stati dei provvedimenti non saremmo stati in grado di trattare tutti i pazienti. Se il virus avesse continuato a crescere in quel modo, senza provvedimenti, il sistema sarebbe collassato, ma questo insomma lo sapete tutti. Regioni? Volevo chiederle quanti che magari avevano realmente bisogno di un intervento per un ictus, un infarto o qualcosa di grave hanno evitato magari di telefonare. Se avete perché lei prima diceva che a fronte di un aumento del 50% delle chiamate c'è stata una diminuzione delle immissioni, se non ho capito male. Sì. Ecco, allora se mi spiega questo... Beh, intanto è sparita tutta la traumatologia, quasi tutta. Questo perché erano tutti a casa. Ovviamente incidenti stradali. Incidenti stradali non ce ne sono stati, ma sono diminuiti di molto anche, ovviamente, gli incidenti sul lavoro sono calati, quindi tutta la traumatologia è praticamente sparita. Dicono gli amici cardiologi che hanno avuto meno infarti, adesso questo è un dato che andremo a vedere. Cioè hanno avuto meno infarti trattati, non che ci siano stati meno infarti nella popolazione. Noi siamo andati a vedere perché eravamo preoccupati che ci fosse gente che magari aveva un arresto cardiaco perché non aveva chiamato prima quando aveva il dolore toracico, anche perché a Brescia è uscito un lavoro che dice che hanno avuto un aumento delle morti improvvise. I dati che abbiamo elaborato fino adesso non sono ancora organizzati in maniera da dire è una pubblicazione, però noi non abbiamo rilevato questo, non abbiamo rilevato un aumento delle morti improvvise che possa essere imputato al fatto che uno non ha chiamato il 118 perché aveva paura. Però analizzeremo in dettaglio questa cosa. Noi comunque abbiamo sempre dato il messaggio: se oltre che per respira male, ma se hai il dolore toracico, chiama il 118 senza aspettare e non aver paura. Grazie. Zamboni.
Un'altra cosa, dottore, volevo chiederle, per quanto riguarda il focolaio di Verona, che è stato un'esplosione forse la più improvvisa a un certo momento, come è stata gestita e com'è la situazione adesso? Il focolaio di Verona è stato gestito molto bene dal sistema 118, il quale ha, sulla base di quell'algoritmo di cui dicevamo prima, ha proprio creato una mappa delle destinazioni che si aggiornava quotidianamente, anzi direi di ora in ora, in modo da distribuire i pazienti ed evitare di farli affluire dove c'era già un iperafflusso. Poi abbiamo dovuto aggiustare alcune cose. Il problema della provincia di Verona è stato anche che sono stati malati entrambi i direttori sanitari, sia dell'azienda ospedaliera sia dell'azienda ULSS, e quindi abbiamo dovuto supportarli nel coordinamento delle attività. Però hanno incrementato di molto i letti di terapia intensiva, è stato anche lì un rincorrere. Devo dire che anche loro sono riusciti a rispettare il principio di un passo avanti. Hanno fatto sicuramente più fatica che Rovigo piuttosto che altre realtà dove hanno avuto meno casi per abitante. Insomma. Se non ci sono altre domande, noi potremmo chiudere qua. Ringraziamo il dottor Rosi che è a disposizione se avete interviste. Grazie. Grazie, buon lavoro. Questo non era nei fatti, l'intervista dopo. Ecco dunque la stretta di mano tra il governatore Zaia e Paolo Rosi, che è stato l'anima del SUEM 118 in Veneto in questi mesi di emergenza. È stato proprio Rosi a tracciare un primo bilancio dell'emergenza che ci stiamo lasciando fortunatamente alle spalle. Quindi una situazione che sta volgendo al bello. C'è speranza, c'è ottimismo, il sistema sanitario veneto ha imparato sicuramente qualcosa da questa pandemia. Le parole di Rosi però sono state molto forti quando ha detto abbiamo rischiato veramente grosso, ci sono stati momenti di tensione assoluta, ma ce l'abbiamo fatta con il lavoro di tutti. Dal punto di vista politico invece il governatore Zaia è tornato sulla questione delle scuole dopo l'approvazione della legge per la ripartenza a settembre nel fine settimana alla Camera dei Deputati. Una legge che però ha ancora diversi punti interrogativi. Zaia si è detto contrario all'utilizzo massiccio del plexiglass nelle scuole, ha detto che a sua volta la Regione del Veneto è pronta a emanare delle linee guida, delle linee direttive che in qualche modo vadano a integrare quelle statali, quelle governative. E staremo a vedere, di certo sarà la partita dell'estate, quella della sicurezza scolastica. Ne abbiamo parlato anche nella diretta straordinaria di ieri con l'assessore regionale Donazzan. La Regione del Veneto probabilmente traccerà una propria strada anche su questo. A proposito di scuola, questa mattina, adesso cerco di mostrarvele, ci sono state delle proteste in varie parti del Veneto perché oggi c'è stato lo sciopero del mondo della scuola. Una delle iniziative è stata portata avanti ed è stata organizzata in Piazza Ferretto a Mestre. Queste sono le immagini, prego la regia di mandarle in onda, del collega Guido Barbato. Vediamo se riusciamo a mostrarvele dal PC. Ecco, questi sono alcuni insegnanti, operatori della scuola con degli striscioni per invocare che cosa? Invocare sicurezza in vista del nuovo anno scolastico, ma poi anche tutta la partita delle stabilizzazioni, dei concorsi dedicati
ai precari della scuola. Il ministro Azzolina ha annunciato nella legge c'è il mega concorso, ma questo concorso probabilmente sarà in qualche modo spalmato su più mensilità, su più annualità, quindi non sarà un meccanismo immediato. Di questo tra l'altro parleremo più tardi con il segretario della CGIL della Regione del Veneto, Cristian Ferrari, che sarà con noi. I temi quindi sul tavolo sono tantissimi e c'è soprattutto, ne abbiamo parlato a lungo questa mattina, il tema del maltempo, perché è stato un fine settimana da tregenda in Veneto, in molte parti del Veneto, prima l'acqua alta a Venezia, poi le mareggiate sul litorale, la grandine sabato pomeriggio nella zona dei Colli Euganei nel distretto termale, poi la domenica che ha visto un maltempo battente sulle province di Verona e di Treviso, centinaia le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco. Abbiamo fatto il punto, lo faremo nuovamente nel corso delle nostre edizioni serali dei telegiornali, ma c'è tutta la questione delle spiagge. Dovremmo essere in collegamento con Alessandro Berton, che ho visto fino a qualche secondo fa collegato via Skype di Union Mare. Vediamo se riusciamo a ricollegarci. Solo un attimo, proviamo a chiamarlo. Un attimo. Vediamo. No, va. Comunque andiamo avanti, non ci sono problemi. Vi do, in attesa di Berton, la scaletta degli ospiti di questa sera a Ring con Ferdinando Avarino alle 21, dalle 21 in prima serata su Antenna 3, con Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto. In studio ci sarà il sindaco di Treviso Mario Conte. Ci sarà poi Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, con Graziano Azzalin, che è invece del Partito Democratico. Seguirà Simonetta Rubinato di Veneto Vivo e poi Federico Caner, assessore al turismo della Regione del Veneto, e Flavia Pastò, che è assessore comunale a Jesolo. Quindi una puntata molto ricca, tanti gli spunti. Il sindaco di Treviso farà sicuramente anche il punto di quello che sta avvenendo in città. Treviso al centro della cronaca, del dibattito politico istituzionale per lo stop prolungato all'aeroporto Canova fino a ottobre, poi per la partita attorno alla facoltà di medicina. Ma adesso vedo di nuovo il mio ospite, Alessandro Berton, presidente di Union Mare, per fare il punto della stagione che sta partendo tra mille incertezze e con qualche sprazzo di fiducia, ma soprattutto per fare i conti delle mareggiate del fine settimana. Berton, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i teleascoltatori. Ecco, Presidente, partiamo dalla fine, partiamo dalla cronaca, partiamo dalle mareggiate che hanno interessato le spiagge del litorale, Jesolo Pineta, la parte tra Eraclea Mare, Duna Verde, la Laguna del Mort, Porto Santa Margherita. Com'è la situazione e a quanto ammonta la stima dei danni? La situazione purtroppo non è buona, questa annata per il turismo in generale, ma per il turismo balneare continua a rivelarsi molto difficile. Da novembre siamo in questa sorta di girone dantesco che è iniziato appunto con le problematiche dell'acqua granda, che poi è continuato con il Covid, e adesso finalmente eravamo riusciti a partire, come ha detto lei, buttando il cuore oltre l'ostacolo e soprattutto dimostrando grande ottimismo. Certo, la mareggiata di questi ultimi giorni ha messo in grande difficoltà un po' tutte le località della nostra costa, e quindi questo ha comportato un ulteriore ritardo sull'apertura delle strutture e sulla partenza della stagione balneare
alcuni comparti, su alcune località in particolare. Non ci voleva proprio. No, non ci voleva, anche perché non siamo ovviamente contenti, come dire, di questa maglia nera, ma è evidente che il turismo e il turismo balneare in particolare sono sicuramente il settore più colpito da questo anno horribilis. È bene ricordare per l'ennesima volta che già prima del Covid gli operatori turistico-balneari del Veneto erano impegnati appunto nella manutenzione, nel ripristino delle spiagge a seguito di quanto era accaduto a novembre. Ci siamo poi fermati per settimane perché c'è stata l'emergenza epidemiologica. Quando il giorno di 18 di maggio abbiamo ricevuto luce verde da parte delle istituzioni, sono iniziate con grande energia tutte le operazioni di preparazione e di allestimento delle strutture, soprattutto per consentire quella continuità occupazionale che tanto ci sta a cuore, perché dobbiamo ricordare non solo che il turismo è la prima industria della nostra regione, ma che nel comparto delle spiagge sono impiegate decine di migliaia di addetti, e quindi parliamo di un esercito di 40.000 famiglie che lavora in questo comparto, ed è per loro ed è principalmente per dare risposte ai nostri collaboratori che abbiamo lavorato alacremente per poter aprire le strutture turistiche. Il 30 di maggio idealmente si è aperta la stagione su gran parte della costa. Nei giorni a seguire si stavano susseguendo le aperture, le inaugurazioni su tutte le località costiere. Questa ennesima mareggiata alla prima settimana di giugno ci mette in difficoltà. I danni sono notevoli perché significa che alla Pineta di Jesolo, a Eraclea Mare, come ha detto lei, ma anche nella zona di Chioggia, di Isola Verde, di Sottomarina, saranno molte le strutture che saranno costrette a riprendere i lavori che erano già in corso e quindi a posticipare ulteriormente l'apertura di queste strutture. Ci mette in grande difficoltà. Dobbiamo tornare a parlare di strumenti efficaci per la difesa delle coste e per mettere in sicurezza un comparto strategico della nostra economia. Tra l'altro il Presidente Zaia prima ha annunciato l'apertura dello stato di crisi, è stato di crisi che è aperto anche per vedere l'evoluzione del maltempo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché diciamo che le prospettive non sono buonissime sul fronte meteo. Berton, quindi da un punto di vista economico possiamo quantificare in quanto i danni del fine settimana di queste mareggiate? 1 milione di euro, 2 milioni, quanto? La stima dei danni non è semplice da fare, se non altro perché non possiamo conteggiare solo la perdita degli incassi, ma dobbiamo tener conto di quello che sarà il lavoro e l'impiego di forze per ripristinare le spiagge. Quando prima facevo riferimento a novembre, allora non solo abbiamo patito i danni delle mareggiate a seguito dell'acqua granda, ma tutti i balneari si sono impegnati proprio per prepararsi alla stagione, quindi oltre ai danni subiti hanno investito ulteriori risorse, ulteriori denari per sistemare le spiagge, per farsi trovare pronti all'estate. Poi è arrivato il Covid, sappiamo bene tutti che il tema del distanziamento, della sanificazione ha avuto come conseguenze la diminuzione della capacità ricettiva delle nostre spiagge e un aggravio di costi. Abbiamo preso come Union Mare Veneto, ma assieme a tutti gli operatori turistici, l'impegno morale di tradurre questo momento di difficoltà in un ulteriore aumento di qualità dei servizi, per cui i prezzi sono rimasti quelli del 2019 e noi abbiamo cercato di sopperire a questo nonostante le difficoltà. Certo, la mareggiata che è arrivata qualche giorno fa e che di fatto in alcuni comparti della nostra costa significherà non solo non aver lavorato questo weekend, ma dover ancora mettere risorse economiche, lavorative per adeguare le spiagge e poterle riaprire nella migliore delle ipotesi tra una settimana, 10 giorni, 15 giorni, è un ulteriore schiaffo ad un comparto importante che ce la sta veramente mettendo tutta per far partire questa stagione, che non si perderà d'animo nemmeno di fronte a questa ulteriore ed ennesima di difficoltà,
ma che lancia un grande grido d'allarme e d'aiuto alle istituzioni, perché se è vero come è vero che il Veneto è la prima regione turistica d'Italia e che di questo primato il tematismo del mare rappresenta un 50%, è arrivato il momento di individuare dei fondi che devono essere destinati in un capitolo di spesa dedicato alla tutela delle coste. Dobbiamo mettere in salvaguardia una volta per tutte le aziende che insistono nel demanio marittimo, per far sì che vengano avviate delle opere strutturali a difesa delle nostre spiagge. Berton, chiarissimo, il suo è un appello molto accorato e speriamo che arrivi una risposta. Certo è che il tema delle manutenzioni, il tema poi della salvaguardia della costa è un tema molto complesso e ne abbiamo parlato tante volte. Berton, io la ringrazio davvero per questo suo intervento, le auguro buon lavoro e ovviamente ci aggiorniamo a strettissimo giro di posta per vedere come parte il turismo sul nostro litorale. Grazie Alessandro Berton. 30 secondi, mi lasci aggiungere una cosa. Mi auguro che questo ennesimo episodio di difficoltà possa servire a sensibilizzare il governo centrale sull'annoso tema dei canoni demaniali. Certo. Avevamo chiesto questi aiuti al governo, ad oggi non ci sono arrivati e quindi i canoni demaniali del 2020 molto probabilmente verranno pagati. Li vogliamo pagare, ma vogliamo che questi denari rimangano nel nostro territorio per mettere in campo quelle opere di difesa che sono indispensabili per mettere in sicurezza il nostro comparto. Chiarissimo Berton, la ringrazio, buon lavoro a lei e a tutti gli operatori della costa veneta. In bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. E ci colleghiamo immediatamente perché vedo pronto Filippo Fois con Sandro Ponchio, Filippo Fois che è con Paolo Rosi, protagonista di Giornata a Marghera. A te la linea, Filippo. Sì, Paolo Rosi che ringraziamo per la sua disponibilità perché purtroppo deve scappare ma si è voluto fermare ancora un istante per poter parlare in diretta con i nostri telespettatori. Avete detto che il vostro motto è stato stare sempre un passo davanti al virus, che cosa intende? È stata, sapendo che i ricoverati sarebbero aumentati progressivamente nel tempo, cercare di predisporre nuovi letti di terapia intensiva, nuovi letti subintensiva, cioè cercare sempre di avere risorse disponibili per quelli che sarebbero arrivati il giorno dopo. Oggi il virus si può dire è sconfitto? No, credo che non lo si possa dire, comunque a parte che non spetterebbe a me dirlo, il virus c'è ancora, ci sono ancora malati negli ospedali, ci sono ancora dei soggetti positivi. È chiaro che la novità importante è che non abbiamo più avuto ricoveri in terapia intensiva da diversi giorni e questo ci lascia sperare bene. Ho detto che soprattutto all'inizio c'è stata un po' di impreparazione perché le notizie che arrivavano dalla Cina non erano sufficientemente precise e neanche le disposizioni dell'OMS. No, è chiaro che la definizione di caso sospetto non si adattava a nessuno dei pazienti che in realtà erano positivi da noi. Questo chiaramente ha fuorviato tutto il sistema sanitario e non ci ha neanche dato la possibilità di prevenire poi la diffusione dei primi contagi. Il momento più difficile qual è stato? Il momento più difficile è quando gli accessi in ospedale, soprattutto in terapia intensiva, aumentavano di molto tutti i giorni e noi dovevamo predisporre questi letti insieme ai colleghi della terapia intensiva e insieme ai colleghi del pronto soccorso, sapendo che i materiali sarebbero arrivati nell'arco di un certo tempo e quindi quello è stato il momento più difficile in cui abbiamo dovuto tener testa. All'inizio di marzo? Sì, diciamo verso metà marzo è stata la fase più critica, quando abbiamo avuto il massimo numero di accessi che arrivavano anche a 40 pazienti al giorno in terapia intensiva. L'ultima cosa, il lockdown è stato determinante? Io credo assolutamente di sì, perché abbiamo visto proprio che dopo un certo tempo dalla chiusura i ricoveri hanno cominciato a diminuire. Grazie dottor Rosi nuovamente per la sua disponibilità e buon lavoro. Cristian, noi ti restituiamo la linea allora, se non ci sono domande. Filippo, ti ringrazio, grazie a te e a Paolo Rosi per la disponibilità. Grazie Filippo, grazie a te Sandro Ponchio, buon lavoro. Grazie.
Ecco, abbiamo sentito quindi nuovamente Paolo Rosi, che è stata l'anima del SUEM 118 in Veneto. Ci sono state ovviamente le terapie intensive, gli ospedali Covid, ma c'è stato tutto l'apparato dell'emergenza urgenza che ha fatto un lavoro straordinario. L'emergenza però, dice Rosi, non è ancora del tutto finita. Non siamo più sotto pressione come a marzo, però dobbiamo stare molto attenti, cosa che ci è stata sottolineata oggi anche dal nostro ospite collegato via Skype, Massimo Guerriero dell'Università di Verona, biostatistico e epidemiologo. Non è ancora passato, possiamo stare tranquilli, però bisogna adottare tutte le misure di precauzione possibili e immaginabili, a cominciare proprio dalla mascherina. Torniamo in studio fra poco per fare nuovamente il punto della giornata e per occuparci principalmente di scuola. A dopo. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo inizio settimana. I fronti sono tantissimi. Oggi per esempio c'è stato uno sciopero, quello della scuola. Prima vi abbiamo mostrato anche qualche immagine, ve le rimostriamo, eccole qua. Qui siamo a Mestre, in piazza Ferretto, se non sbaglio, non c'è scuola senza terza fascia, stabilizzazione subito. Tutte le sigle sindacali unite si sono ritrovate per porre l'attenzione sui temi della ripartenza per il mondo della scuola. I temi sul tavolo, sul banco, verrebbe da dire, sono tantissimi. C'è la didattica online, c'è appunto la stabilizzazione dei precari, c'è il tema dell'edilizia scolastica. Con il decreto Azzolina è diventato legge che dà più poteri ai sindaci per la ristrutturazione e la messa a norma degli edifici scolastici. Ci sono tanti temi, c'è il tema del plexiglass in aula da settembre. Oggi lo avete sentito, il governatore Zaia è stato netto dicendo il no al plexiglass è una misura che non ci sta. Lo stesso Zaia che poi ha definito eroici i docenti e gli insegnanti che in questi mesi si sono occupati della didattica online e comunque di portare avanti le classi a distanza. Tutti i temi che abbiamo seguito. Ieri vi abbiamo mostrato anche un flash mob particolarmente riuscito a Conegliano, dove si sono dati appuntamento centinaia di genitori. Insomma, i temi sono davvero tanti. Per fare il punto di questo aspetto particolare legato alla scuola e più in generale del tema dell'occupazione del lavoro, siamo collegati in diretta via Skype con Cristian Ferrari, che è segretario generale della CGIL del Veneto. Buongiorno Ferrari, grazie per aver accettato l'invito. Buongiorno e grazie a voi. Ecco, cominciamo proprio da qui. Perché il mondo della scuola oggi è sceso in piazza? Ma io penso che uno sciopero che mai come questa volta vuole essere un grande atto di responsabilità verso la scuola pubblica, verso la sua comunità, che è fatta di docenti, che è fatta di studenti, che è fatta delle famiglie, e direi anche verso il paese, di cui proprio la scuola rappresenta un pilastro e un'infrastruttura democratica fondamentale. Il messaggio di fondo, al di là delle singole specifiche rivendicazioni, se vuole poi ci arriviamo, è che noi vogliamo ritrovarci tutte e tutti a settembre nella nostra scuola, che è una scuola fatta di vicinanza, di socialità e di comunità, sapendo che almeno per qualche tempo dovremmo farlo rispettando misure, regole, indicazioni di comportamento che sono indispensabili per prevenire rischi e per tutelare la salute di tutti. Altro elemento, la prolungata sospensione della didattica in presenza di questi mesi, al di là dello sforzo straordinario, lo riconosceva prima anche il Presidente della Regione, fatto dagli insegnanti, io aggiungo dagli studenti e dalle famiglie, perché la didattica a distanza, come noto,
con tutte le sue difficoltà, ha richiesto uno sforzo straordinario anche dal punto di vista delle famiglie. Tuttavia questa sospensione ha arrecato una ferita profonda a questa generazione. Intendiamoci, una scelta dolorosa e assolutamente inevitabile. Tutti gli studi, le analisi scientifiche ci dicono che la sospensione delle attività in presenza sono state un fattore decisivo per il contenimento del contagio e tuttavia oggi noi dobbiamo sostanzialmente recuperare questo tempo perduto. Spesso ci si è concentrati molto in queste settimane comprensibilmente sulla dimensione produttiva ed economica. Il tema della scuola, il tema della crescita culturale dei ragazzi è un nodo centrale. E la scuola, noi pensiamo, con questo sciopero vada riportata al centro del dibattito pubblico, delle scelte della politica, perché se non riparte la scuola non riparte anche tutto il paese. Quindi l'obiettivo di fondo è quello che a settembre si riparte e si torni a scuola in presenza e in sicurezza. E per questo servono delle decisioni urgenti per rendere possibile una programmazione adeguata delle attività che assicuri appunto il più possibile la didattica in presenza, e la variabile tempo non è una variabile irrilevante. Assolutamente, sarà il fronte caldo, anzi bollente, dell'estate 2020, questo della ripartenza delle scuole. Questo significa però, Ferrari, che la CGIL e i sindacati non sono affatto soddisfatti del decreto Azzolina che sabato sera, dopo una discussione fortissima in aula, è diventato legge. È una bocciatura la vostra di fatto? Guardi, innanzitutto c'è un problema di risorse e questo è il primo punto di questo sciopero, che non è certo un atto, voglio dire, di soddisfazione, ma è un atto, una forma di lotta per cercare di cambiare e migliorare le cose. Il 1,5 miliardi che è stato stanziato dal governo in queste settimane è sicuramente importante. Guardate, è il primo segnale di inversione di tendenza dopo più di 10 anni di tagli e di destrutturazione della scuola pubblica. Io ricordo 10 anni fa il taglio di 8 miliardi dell'allora ministro Gelmini, e poi tutti i governi che si sono succeduti, chi più o chi meno, ha scaricato austerità, oltre che sulla sanità, anche sulla scuola pubblica. Ricordiamo tutti quando le famiglie erano costrette addirittura, scusatemi l'espressione, a comprare la carta igienica da portare a scuola in alcuni anni più bui di queste politiche. C'è stato un blocco del turnover che ha alimentato una bolla di precariato di dimensioni rilevantissime, quindi c'è tutta una storia dietro. Questo è un primo segnale positivo di inversione di tendenza, ma il problema è che tuttavia, di fronte all'emergenza Covid, alle necessarie misure di sicurezza che anche il Comitato Tecnico Scientifico ha proposto, questi soldi sono assolutamente insufficienti. 1,5 miliardi non basta, ce ne vuole almeno il doppio. 3 miliardi per iniziare in sicurezza da settembre e soprattutto per iniziare a costruire un progetto di rilancio della scuola pubblica dopo, ripeto, 10-15 anni in cui la scuola pubblica è stata svalorizzata, con i risultati che vediamo sotto gli occhi anche oggi. Poi Ferrari, c'è il tema delle stabilizzazioni, che è un tema anche questo centrale. Si va verso il concorso, ma anche qui a settembre si rischia di arrivare in aula senza insegnanti o comunque con delle mancanze importanti. Sì, noi abbiamo bisogno di un potenziamento degli organici già da settembre. Ed è indispensabile per pensare solo di applicare le linee guida per la sicurezza. Penso ad esempio al tema importante della riduzione del numero degli alunni per classe, del distanziamento fisico. Le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico prescrivono 4 metri quadrati per postazione, per banco, tanto per capirci. Allora, su questo piano qui abbiamo l'esigenza di assumere quante più persone possibili. C'è all'interno di questa esigenza un tema stabilizzazione dei precari, lo dicevo prima. Siamo in Italia con 200.000 precari, parlo in tutta Italia, circa 20.000 nel solo Veneto, su un totale di 52.000 docenti, quindi stiamo parlando di 2/5 del personale della scuola anche in Veneto che ha un rapporto di lavoro a termine.
magari lo porta avanti da tanti anni. Noi avevamo proposto di iniziare con la stabilizzazione dei precari storici, cioè chi almeno ha 3 anni di servizio continuativo nella scuola pubblica, ha fatto il supplente, bastava fare una prova per titoli, visto che se lavori da tanti anni nella scuola hai già dimostrato esperienza, professionalità, perché se no c'è una contraddizione evidente, si poteva fare con snellezza entro agosto e inserire direttamente in cattedra di ruolo questi docenti già da settembre. La scelta del governo, la mediazione politica della maggioranza è stata un'altra, quindi questi torneranno come supplenti, come precari da settembre. Nel corso dell'anno si farà un concorso con anche delle prove che vedrà anche un appesantimento organizzativo a nostro giudizio inutile, e non per questioni di meritocrazia, ma perché è ridondante, e forse alla fine del prossimo anno scolastico questi docenti si vedranno riconoscere la stabilizzazione pur con effetto retroattivo dal settembre. Quindi questo è un punto che rimane e che noi anche oggi in piazza abbiamo voluto ribadire. Però, ripeto, vanno assunti tanti docenti, perché se vogliamo ridurre il numero degli alunni nelle classi, noi abbiamo bisogno di molti più docenti di quanti ne abbiamo. Assolutamente, è una questione proprio matematica. E a proposito di numeri, dopo la pubblicità, le chiedo di rimanere 2 minuti con noi, vorrei commentare con lei i dati di oggi diffusi dall'Istat, dati drammatici, ma insomma forse non c'è neanche bisogno di dirlo. Dopo la pubblicità partiamo da questi dati. A dopo. Di nuovo in diretta, siamo collegati con Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto. Non c'è solo ovviamente il mondo della scuola, abbiamo parlato dello sciopero che si è tenuto oggi proprio per sottolineare questa esigenza, necessità di sicurezza a partire da settembre. Garanzie poi per i docenti che rischiano di essere troppo pochi all'apertura delle aule e dell'anno scolastico. Quindi la scuola che naviga nell'incertezza, ma in realtà a navigare nell'incertezza siamo tutti, e a dirlo sono anche i dati che possiamo vedere. Questa è l'apertura dell'ANSA di oggi, PIL giù all'8, almeno 8,3% nel 2020, parziale ripresa nel 2021. Quando parliamo di parziale ripresa parliamo di un rialzo del 4,6%, quindi di fatto si va comunque a perdere nel biennio un 4% del PIL. È un'enormità, Ferrari. Sì, questo è il portato economico di questa emergenza sanitaria. Che l'autunno fosse una stagione molto difficile lo sapevamo, e queste cifre confermano. Lo sarà in particolare proprio per il Veneto, perché anche per le caratteristiche oggettive del nostro sistema economico regionale, pensiamo ad un modello di sviluppo che si è eretto soprattutto negli ultimi 10 anni dopo l'altra grande crisi su 2 motori propulsivi. Uno era l'export, e quindi il manifatturiero, e l'altro il turismo. Insieme questi 2 elementi per il Veneto valgono quasi più del 50% del PIL, e noi sappiamo che questa crisi, per le sue caratteristiche peculiari, colpisce a morte innanzitutto proprio questi 2 settori. L'export per la situazione di congelamento economico generale mondiale, e per tutto quello che sappiamo, il blocco anche delle filiere internazionali produttive e anche dello stesso commercio internazionale, e il turismo per i motivi che sono evidenti a tutti. Quindi anche le agenzie regionali, penso all'Istituto di Statistica della Regione Veneto, calcola un impatto sul Veneto in proporzione maggiore come caduta di produzione di PIL rispetto anche alla media nazionale. Quindi quel numero che prima veniva dato dall'Istat rischia di essere più grande per la nostra regione. Certo. Ed è evidente che questo ci spinge a dover ancor di più mettere in campo delle politiche straordinarie per cercare di attutire questo colpo che ci arriverà.
E a proposito, questa mattina alla Farnesina si è siglato il patto per l'export da 1 miliardo e 400 milioni di euro, risorse straordinarie appunto stanziate dal governo all'interno del decreto rilancio e dei vari strumenti che sono stati approntati da governo e Unione Europea. Ecco, questo per aprire anche un cantiere del Made in Italy, così è stato detto, così ha ribadito il ministro Di Maio. E anche lo ha poi confermato il ministro Gualtieri. Anche questa è una misura che può bastare, soprattutto guardando alle nostre imprese che sono proiettate al mondo profondamente internazionalizzate. Diciamo che male non fa, sicuramente di per sé non è una misura sufficiente ad attutire il colpo che arriverà. Io penso che bisogna agire su 2 campi, molto sinteticamente. Il primo, nell'emergenza, dando continuità al sostegno al reddito dei lavoratori, quindi cassa integrazione fino a quando ce ne sarà bisogno, va prolungata e coperto tutta la necessità che ci sarà nei prossimi mesi, anche prolungando il divieto di licenziamento, e dall'altra parte liquidità per le nostre imprese, soprattutto le piccole, le medio-piccole, che sono diciamo così, la nervatura del nostro sistema economico. Dopodiché, sul piano delle scelte di politica economica, bisogna puntare sulla domanda interna. Noi possiamo fare, e va benissimo, questo piano di 1,4 miliardi per l'export, ma se non riparte la domanda di beni e servizi internazionale, e temo che per un po' di mesi non ritornerà ai livelli precedenti, noi dobbiamo in qualche modo compensarla. Quindi puntando a dare una mano anche alle nostre imprese attraverso la domanda interna, investimenti pubblici innanzitutto. Noi dobbiamo far ripartire e sbloccare i cantieri, le infrastrutture, le opere anche diffuse, dando spazi e margini soprattutto ai comuni per sostenere l'economia del territorio. Penso che questa sia una leva molto più incisiva e importante rispetto a progetti di rilancio dell'export che vanno fatti, ma che temo traguarderanno una fase che non sarà domani mattina, ma forse dopodomani. Ferrari, la ringrazio, sempre molto chiaro, le auguro buon lavoro, ci aggiorniamo ovviamente sempre a stretto giro di posta, perché il tema lavoro ed economico è ovviamente prioritario. Grazie a Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto. Grazie. Siamo alle battute conclusive di questa diretta straordinaria dedicata all'emergenza che stiamo vivendo ormai da mesi, quella del Covid, sanitaria ed economica, come abbiamo capito anche parlando con il segretario Ferrari, ma oggi si aggiunge anche il tassello del maltempo, con il presidente Zaia che ha chiederà lo stato di emergenza in Veneto. La procedura è aperta e si aggiornerà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Si spera di no, però di fatto l'allerta nubifragi è ancora alta in buona parte del Veneto anche per le prossime ore. Quindi Zaia ha dichiarato lo stato di crisi che sarà ovviamente aggiornato. I 2 fronti principali nella giornata di ieri sono stati quello trevigiano e quello veronese. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare nella Marca, parliamo della fascia pedemontana da Nervesa, Montebelluna, Pederobba, Trevignano. Quindi questo nella parte, diciamo così, del Montebellunese, sorvegliati speciali i torrenti Muson dei Sassi e il Brentella nel Montello. Si sono registrati fenomeni gravi anche a Gaiarine, Codonie, a Godega, a Francenigo, sono stati colpiti anche campi e vigneti, a Soligo è finita sott'acqua la scuola con l'asilo, problemi anche sul Terraglio, abbiamo
visto le immagini pochi istanti fa del molinetto della Croda a Refrontolo, il Lienza che è tornato a ingrossarsi paurosamente, il Lienza che aveva fatto 4 vittime nel 2014, il 2 agosto era la festa dei Omi, immagini di tragedia che ancora abbiamo bene in mente. Poi a Verona, tra Verona città, Colonia Veneta, Bussolengo, San Pietro in Cariano, Negrar, anche qui centinaia le chiamate ai vigili del fuoco, tanto che ad aiutare i colleghi scaligeri sono arrivati anche gli uomini delle squadre di Vicenza e di Rovigo. In alcuni casi è entrata in azione anche la squadra tecnica di soccorso speleo alpino fluviale, questo perché alcune autovetture sono rimaste bloccate nei sottopassi. Fortunatamente questo weekend da Tregenda non ha causato danni a persone, un weekend che era iniziato prima del tempo giovedì con l'acqua alta a Venezia, 116 centimetri, fenomeno che si è ripetuto anche nella giornata di ieri in piazza San Marco, poi le mareggiate, ne abbiamo parlato con Berton di Union Mare, la conta dei danni è ancora in corso, la grandine sul distretto termale, insomma sequenze che proprio non ci volevano a ridosso di un'emergenza, dell'emergenza che abbiamo vissuto. Questa mattina il sindaco di Montebelluna Favero ci ha detto era probabilmente il primo weekend di non lavoro, comunque di lavoro moderato per i volontari, tanti volontari che si sono adoperati nell'emergenza coronavirus, ma appunto sono rientrati subito all'opera e hanno evitato il peggio, soprattutto sul fronte delle esondazioni dei torrenti. Insomma, questo il quadro con uno stato di crisi aperto dalla Regione del Veneto. È tutto per questa edizione straordinaria, ci ritroviamo alle 17:30 per tutti gli aggiornamenti del caso. Ringrazio Italo Morao in regia, ci vediamo dopo.